Buongiorno a tutti, ben ritrovati con l'appuntamento di Sveglia Trieste dalle 7 alle 10 in vostra compagnia con la rassegna stampa della prima ora e poi gli ospiti. Oggi saremo in compagnia di Ivo Gherbassi, consigliere comunale della Lega, con noi dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 invece il docente e giornalista Zeno Saracino che parlerà di argomenti legati alla storia del territorio giuliano. Andiamo con ordine leggendo la pagina meteo. Mercoledì, quindi oggi, il temporaneo aumento della pressione atmosferica determinerà l'afflusso in quota di correnti secche occidentali, mentre al suolo affluiranno ancora correnti umide sud-occidentali. Domani passerà una perturbazione atlantica accompagnata da correnti miti e umide sud-occidentali. Le previsioni per oggi: cielo in prevalenza coperto, sulle zone orientali in serata saranno possibili deboli piogge sparse e intermittenti con quota neve oltre i 1000 metri. Nella notte e al mattino saranno possibili foschie o nebbie, specie sulla pianura. Le temperature minime tra i 6 e i 9 gradi, le massime 9-12 gradi centigradi. Per domani cielo in prevalenza coperto, con piogge moderate sulla costa, in genere abbondanti altrove e anche intense sulle prealpi Giulie. Quota neve a 1600-1800 metri sulla fascia prealpina, 1400-1600 metri sulle Alpi. Dal pomeriggio cessazione delle precipitazioni ad ovest, mentre insisteranno ancora in modo intermittente sul settore orientale. Sulla costa e in quota, sulla zona montana, soffierà vento moderato da sud o sud-ovest, in serata possibili foschie o nebbie, specie sulla pianura. Per domani temperature previste fra i 9 e gli 11 gradi come minime e 11-13 gradi invece nei valori massimi previsti per domani giovedì 9 di gennaio. Cominciamo una carrellata delle prime pagine dei quotidiani nazionali, incominciamo con il Corriere della Sera. Trump minaccia, uso la forza, è il titolo in apertura del Corriere della Sera. La fotonotizia, il caso, quella bugia su Don Diana cancellata dopo 21 anni. Definì il parroco ucciso del clan camorrista, editore condannato. Questo è il caso che viene ripreso dopo tanti anni e posto a centropagina con tanto di foto. Maschia l'Italia, cautela di Palazzo Chigi, la mossa di Meta, stop alla verifica sui fatti. Poi la sanità è la svolta necessaria, scrive Sergio Arari nei servizi pubblici e il suo editoriale. I colloqui con Belloni, sono stata sulla graticola ma lascio senza sbattere porte. In questa intervista, pagina 9. Rami, il nuovo video, chiudilo che cade, Milano, le parole dei carabinieri durante l'inseguimento del ragazzo poi morto, i fatti che accaddero lo scorso 29 di novembre con la morte di questo giovane 19enne. I 3 carabinieri sono indagati per omicidio colposo. Questa è la prima pagina in breve del Corriere della Sera. Guardiamo anche alla prima pagina della Repubblica, le minacce di Trump, il presidente eletto, pronti anche all'uso della forza per prendere Panama e Groenlandia, poi avverte Hamas, ostaggi liberi o è l'inferno. E agli alleati NATO chiede il 5% di PIL sugli armamenti. Musk rilancia con Salvini sul progetto Starlink, sarà fantastico, dice Elon Musk. Morto Le Pen, il fondatore dell'ultradestra francese, riporta la Repubblica. H. Larentia urla, presente più di 1000 saluti romani. Con la fotonotizia del raduno, militanti neofascisti fanno il saluto romano alla commemorazione di H. Larentia a Roma. Poi il calcio, Sergio Conceição, o del segreto dell'intervallo, con il post vittoria del Milan in Supercoppa e l'allenatore al centro dell'elogio della stampa sportiva. La Stampa ora, il quotidiano La Stampa, Trump, giochi pericolosi, pronti a usare l'esercito per prendere Groenlandia e Panama, Hamas liberi tutti o sarà l'inferno, dice Trump, che viene ripreso da tutti i quotidiani in queste ore. Poi il commento, sembrano sparate ma va preso sul serio, dice Stefano Stefanini per La Stampa. L'Unione Europea indaga sul social di Musk, Starlink, allarme di Forza Italia. Meloni, nei prossimi anni rapporti privilegiati tra noi e gli Stati Uniti. E poi il caso della giornalista Cecilia Sala, fuori dall'isolamento, Teheran, adesso facciamo presto, in cella con occhiali, appunti e un letto, l'Iran, nessuna ritorsione. Andiamo al Fatto Quotidiano che scrive Nordio, ultima catastrofe, la giustizia torna alla carta.
I giudici in rivolta, ammessi da gennaio solo atti telematici, ma il software non funziona e paralizza i processi. Le toghe così disobbediscono. Stellantis si allea con Musk per inquinare senza multe, Tesla salva Elkann, eppure Ford, Subaru, Mazda e Toyota, riporta il Fatto Quotidiano. Studio dei radicali, fra ottobre e dicembre il 72% delle frecce di Trenitalia sono arrivate in ritardo, per un totale di 50 ore perse al giorno. Salvini non pervenuto. Così riporta il Fatto Quotidiano, che poi ritorna sulla indagine dai carabinieri dopo la morte del giovane Rami, come detto il 24 novembre scorso. Chiudilo, cade, così l'auto dei carabinieri schiacciò Rami. Ecco il video di quanto è successo a Milano a fine novembre. Andiamo alle colonne della Verità, che apre con Sala che nasconde chi lo finanzia, il sindaco di Milano come la Todde che si contraddice, si riporta fra parentesi. È un vizio di sinistra, a 3 anni dal voto è impossibile sapere da chi sono arrivati i soldi per la campagna elettorale, persino il nome di chi ha certificato le spese. Altro che trasparenza, è una situazione che favorisce i conflitti di interessi, eppure la legge parla chiaro. E poi al centro c'è Matteo Renzi, ora attacca Musk, ma Renzi voleva dare la cyber security al suo amico Carrai. Poi mezza verità e balle colossali, così la sinistra cavalca il caso Starlink. Lo scandalo di Trieste arriva in TV, ministro muto. A fuori dal coro il cardiopatico cui è stata negata l'operazione perché non è vaccinato, viene ripreso con la Verità, vengono ripresi i fatti che sono stati raccontati a mezzo stampa locale del medico che è stato assalito dagli insulti soprattutto via social per quell'operazione negata, all'interno del quale poi lo stesso medico ha un ruolo ben marginale sulla vicenda. Andiamo a Il Giornale, che riporta in primo piano Starlink, l'Europa apre al patto con Elon Musk e che conferma la trattativa. Per Bruxelles l'Italia ha pieno potere di scelta, ma l'opposizione fa le barricate. Le Pen, ultimo diavolo nero della destra francese, fondatore del Front National, che viene ricordato qui, aveva 96 anni ed è morto proprio in questi giorni. L'addio della Belloni, triste se il capo degli 007 dice non ce la faccio più, riporta Gian Michalessin, che ritorna su questo argomento andando a fare un'analisi proprio di come è cambiato il lavoro all'interno dei servizi segreti. Gli errori da non ripetere, scrive Nicola Porro come editoriale del Giornale. E poi il nuovo corso della riscossione, cartelle aiuti a chi è in difficoltà, la rateizzazione sale a 10 anni. Andiamo al Libero quotidiano, panico a sinistra, M e ovunque, scoppia la rivolta per i poster della nuova serie sul Duce. M è il titolo della nuova serie che ripercorre la vita, ma più che altro i momenti più significativi del periodo di Mussolini al potere, e quindi anche la polemica attorno a questa serie TV che viene innescata poi dalla politica. E qui ci sono anche manifesti, in questo caso proprio con la M e la scritta Mussolini, della pubblicità alla stazione Garibaldi di Milano. L'attore Claudio Spadaro: ho fatto il Duce 4 volte, ma no, non ho sofferto. Incassano e frignano e anche Mieli stronca la caccia ai fantasmi neri, scrive Alberto Busacca a pagina 15. Guida per capire le provocazioni di Donald Trump, invece, scrive Mario Secchi nel suo editoriale. Carabinieri indagati, non è caduto, diffuso il video del caso di Rami, come abbiamo detto e visto anche dagli altri quotidiani, il ragazzo morto a Milano il 24 novembre. Tolgono le casse agli italiani per darle ai migranti, la sentenza che stravolge le leggi della giunta veneta. Andiamo al Sole 24 Ore, che si concentra su Zuckerberg che insegue Musk nella partita del potere globale. Trump esulta con la foto di entrambi gli imprenditori, il patron di Meta e il patron di Tesla, che in verità poi sono anche titolari di molte altre attività, ma di questi sono principalmente conosciuti. Musk anche per
la proprietà di X, quello che era il social network chiamato Twitter, ma anche di Starlink, che oggi fa parlare molto per i possibili accordi nazionali che vuole stringere con i diversi governi. Quindi le due figure messe a confronto, la sfida di Meta, i piani con Essilux e il link con Elkan, poi Starlink, il dialogo tra Musk e Salvini riapre lo scontro, Tesla cede crediti CO2, corsa antimulte delle big delle auto, Tech e Donald, alleanza di interessi nell'analisi geopolitica delle mosse anche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. BCE, se Roma saprà usare bene i fondi del PNRR, spinta fino al PIL fino al 2031. Nell'Eurozona l'inflazione sale al 2,4% a dicembre, per l'Italia più 1% nel 2024. Disoccupazione al minimo, 5,7% in novembre, ma tra i giovani supera il 19%, riportano i dati Istat. Andiamo alla Gazzetta dello Sport con la chiusura della breve rassegna nazionale di questo inizio di Sveglia Trieste. Super Mister con Seisao e la rinascita del Milan, tattica, psicologia, cambi, la svolta in 8 giorni, Ibra e Cardinale, vedrete, non finisce qui, hanno detto i dirigenti del Milan, qui proprio con Seisao, con il trofeo in mano, la maglia di Superman come vincitore di questa sfida contro l'Inter, e quindi il sigaro che con Seisao si è fumato per la vittoria in Supercoppa. Domani in regalo con la Gazzetta l'album delle figurine Panini, un appuntamento da non perdere in edicola, viene riportato nella parte alta del giornale. Scossa Inter, quindi dai vincitori agli sconfitti, i leader Lautaro e Barella scuotono la squadra, ora bisogna ripartire. Testa al campionato e alle coppe europee. Lotta scudetto e zona Champions, che cosa cambia nell'analisi del campionato? Alle pagine 12, 13, 14 e 15. E poi regali per Sergio con il mercato, si tenta il colpo Rashford, Trincao idea invece per la fascia. Vlahovic Juve, divorzio vicino, caccia alla punta, Zirkzee in pole da subito, Diao al Como, il Monza invece tratta Insigne. Mercato, niente rinnovo, con Vlahovic può dire addio in estate. Il tennis, Rieko Sinner in Australia e già un martello. Alle pagine 40 e 41 il tennis con Yannick Sinner, comunque la copertina è tutta dedicata a Sergio Conceição, allenatore del Milan, vincitore della Supercoppa. Conceição, ex conoscenza del calcio italiano, quando militò con la Lazio in una squadra stellare che vinse anche molto negli anni, i primi anni 2000, fine anni 90. Andiamo adesso al piccolo di Trieste e andiamo a vedere con calma gli argomenti locali e non solo, anche quelli regionali. Partiamo con la prima pagina però. Effetto multe, calici vuoti. Dopo le modifiche al codice della strada i clienti bevono meno, sono i giovani i più attenti. L'allarme dei ristoratori del Triveneto, il nodo della comunicazione. La soglia è sempre la stessa, da più di 20 anni. Chi viene fermato alla guida di una vettura con più di 0,5 di tasso alcolemico viene sanzionato, mentre per i neopatentati il limite è 0 già da tempo. È l'inasprimento delle sanzioni, la vera novità dell'ultima revisione del codice della strada, che è entrata in vigore il 14 dicembre e ha avuto già un impatto notevole anche sui comportamenti dei consumatori, in alcuni casi rapidi e significativi, in altri meno, probabilmente anche attenuato dal periodo festivo. E poi c'è tutta una analisi anche dei dati di quelle che sono state le multe e le sanzioni, ma anche le persone trovate positive, o meglio che avevano un tasso alcolemico superiore al consentito o anche in certi casi positive ai test contro gli stupefacenti. E questo in primo piano alle pagine 2 e 3 che sfoglieremo tra non molto. La fotonotizia invece, la galleria Sandrinelli chiusa per le verifiche, il traffico ieri è andato in tilt, tunnel Sandrinelli, il test è propedeutico al cantiere che durerà almeno un mese. Gli ingorghi ieri mattina vicino alla galleria chiusa per alcuni giorni, nella foto di Massimo Silvano, racconta poi a pagina 23 Giampaolo Sarti. Noi vedremo anche la testimonianza di ieri mattina di Gianluca Paladin su come si stava verificando il traffico in mattinata proprio nella zona della galleria Sandrinelli. Completiamo la prima pagina. Trieste Airport punta all'obiettivo dei 2 milioni di passeggeri nel 2027, poi Autostrada della Dalmazia, il costo previsto supera il miliardo in questa opera
molto molto importante. Trump pronti a usare la forza contro Panama e Groenlandia, il presidente eletto senza freni nella politica estera. I rischi di affidarsi a Elon Musk, il commento di Renzo Guolo e poi l'addio a Le Pen, l'estremista senza vittorie, invece riporta Marco Zatterin, che ha tracciato un ritratto proprio di Jean-Marie Le Pen. Nelle notizie della cronaca locale, gli etilometri tascabili introvabili in farmacia, nel fenomeno che abbiamo raccontato poco fa rispetto alle nuove misure, o meglio l'inasprimento delle misure del codice della strada. E poi scuole, ponti e palazzi, le opere chiave con il punto sulle opere pubbliche a Trieste, dal Biserini fino a Barcola. La piazza di Aurisina è riaperta ieri con il ritorno del mercato. E poi la cronaca con questo ragazzo di 20 anni che è morto mentre viaggiava in auto con i genitori. Laura Tonero ne traccia un ritratto a pagina 24, si chiamava Luca Parodi. Unione, la media di Mister Tesser e il basket Trieste, la sorpresa di Utov, chiudono invece il piccolo di oggi con le pagine 34 e 35 e a seguire dedicate allo sport, e in primo piano vengono messe la Triestina e la pallacanestro Trieste, che godono entrambe di un buon momento. Da un lato il ritorno di Tesser ha scosso la squadra e ha permesso al club di riprendere vigore e punti in classifica, dall'altro invece una pallacanestro Trieste che dopo un inizio scoppiettante e una fase di assestamento ora sta ritrovando il suo smalto per proseguire la sua corsa in campionato. Andiamo con ordine e cominciamo da pagina 2. Calici vuoti, ristoratori, effetto multe, giù i consumi. Dopo le modifiche al codice della strada i clienti bevono meno. Buzzinelli dice: giovani sono i più attenti a questa dinamica. Alcol test introvabili in farmacia, i magazzini attendono le scorte con la corsa allo strumento utile una volta messi alla guida per capire se si è o meno in linea con le normative per poter guidare e non incorrere in sanzioni che, come abbiamo visto, sono diventate più severe con l'introduzione del nuovo codice della strada e a partire dal 14 dicembre codice della strada che ha articolato nelle linee guida il Ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini. Con Portami a casa, essendo Assoenologi, lancia la doggy bag del vino. Cottarella che riporta richieste calate del 40-60%, colpa di norme esagerate. Rilanciamo con uno shopper griffato per chi non finisce tutta la bottiglia, e quindi anche chi ha intenzione di consumare un buon vino al ristorante poi potrà portarselo a casa con queste novità introdotte da una serie di ristoratori che vogliono evitare che ci sia un calo dei consumi e che ha una ripercussione importante chiaramente sul fatturato del settore della enogastronomia, in particolare di quella degli alcolici. Scarello: da tempo si sono imposti comportamenti saggi, come usare il taxi. E poi dal MAS è passato il messaggio che con 2 bicchieri si esce dai parametri tollerati, e poi il tutto non è un dato scientifico ma è anche parametrato alla propria Costituzione, al fatto che si è o meno a stomaco vuoto e quant'altro. Andiamo ora a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per gli aggiornamenti relativi alle segnalazioni notturne o a ciò che c'è in agenda per la giornata di oggi, mercoledì 8 gennaio. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai telespettatori, salve. Allora, guardi, per quanto riguarda la notte trascorsa è stato tutto abbastanza tranquillo, mi dicono i colleghi, non ci sono state segnalazioni particolari o incidenti di particolare entità. E poi devo naturalmente segnalare e ricordare ancora la chiusura della Galleria Sandrinelli per i lavori appunto prevista, dovrebbe essere fino a domenica 12, la quale ha comportato però dei rallentamenti, come si poteva immaginare, anche con la ripresa delle attività scolastiche e anche sportive, e ha comportato dei rallentamenti, quindi soprattutto nella zona di Barriera, Saba, Piazza d'Ospitale, insomma tutto collegato alla galleria, ci sono stati dei grandi rallentamenti, e quindi attenzione, ancora una volta ricordo questa chiusura che può creare dei problemi, se possibile scegliere itinerari alternativi
alternativi, chiaramente compatibilmente con le attività di ognuno. E altre cose, guardi, ancora non ci sono ripresi in piena le attività dei cantieri e io non avrei per il momento altro da segnalarle, le restituirei la linea. Grazie all'ispettore capo Luisa Mastracchio e buona giornata e buon lavoro a lei e ai suoi colleghi. Grazie anche a voi, grazie Salve. Grazie, quindi ricordiamo nuovamente anche noi la viabilità della Galleria Sandrinelli, che è interdetta, e quindi scegliere percorsi alternativi onde evitare di incappare poi in quelle zone che sono molto trafficate. Lo erano infatti anche nella mattinata di ieri, lo andiamo subito a vedere collegandoci proprio con quanto ci ha riferito la polizia locale. Sul posto durante Sveglia Trieste ieri mattina c'era Gianluca Paladin che ha verificato proprio la situazione. In questo momento, esattamente in questo momento, i vigili urbani hanno chiuso la strada, da ora in poi nessuno può passare più per la Galleria Sandrinelli. Erano da poco passate le 8:30 quando è stato dato l'ordine, galleria chiusa in entrambi i sensi di marcia per tutta la settimana. Automobilisti, scooteristi, pedoni, ciclisti, tutti gli utenti della strada dovranno scegliere altre vie per raggiungere posti di lavoro, scuole o qualsiasi altra meta a Trieste. Spazio dunque alle verifiche sulla condotta idrica da parte di Acegas, APS Amga, un monitoraggio dei sottoservizi considerati vetusti e ammalorati. I controlli di questa settimana serviranno a individuare l'area di intervento all'interno della galleria per poi decidere dove operare i successivi scavi, poi la prossima fase del cantiere con l'opera di risanamento, un intervento finanziato da risorse PNRR per la riqualificazione della rete idrica. La galleria fra le piazze Goldoni e Sansovino sarà percorribile esclusivamente dagli addetti ai lavori, autobus, pullman, mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine. All'interno della galleria verrà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico alternato. E siamo sbucati dall'altro lato, piazza Sansovino, solo gli autobus e i mezzi di soccorso possono passare, eccoli qui che attendono il semaforo verde, ovviamente polizia locale sul posto anche da questo lato proprio perché la chiusura è avvenuta da pochi minuti, di conseguenza bisogna chiaramente presidiare l'area a garanzia appunto che tutto funzioni. La chiusura della Galleria Sandrinelli, peraltro ampiamente annunciata, provoca comunque qualche disagio, diverse le vie del centro cittadino dove si è subito registrato un aumento del traffico con il formarsi di inevitabili code, come in via della Madonnina. E questo quanto abbiamo verificato ieri mattina con la chiusura della Galleria Sandrinelli. Torniamo al piccolo e sfogliando le pagine siamo alla politica regionale. Terzo mandato, Forza Italia si sfila, scontro Lega Fratelli d'Italia, gli azzurri, Savino e Cabibbo che dicono la linea è stata declinata a livello nazionale. Il Carroccio insiste a evitare un vulnus, i meloniani c'è la Costituzione ed è dunque discussione aperta e in corso all'interno del centrodestra nazionale e regionale sull'ipotesi del terzo mandato. I forzisti è sfumata l'ipotesi di un appoggio da parte di Forza Italia al pacchetto di legge elettorale regionale sul tavolo del vertice di maggioranza del 23 dicembre, completo di sì al terzo mandato per presidente e assessori, tema che potrebbe interessare l'azzurro Riccardo Riccardi, che anche ieri durante la sua visita al Cro di Aviano non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti proprio sul terzo mandato e di abolizione per i consiglieri del limite di 3 mandati consecutivi che dunque alla prossima tornata non toccherà nemmeno il decano di Forza Italia in aula, Roberto Novelli. Ci aspettiamo, e questo è il fronte del Partito Democratico, che finisca presto questo spettacolo indecoroso a cui il governo nazionale metterà un punto definitivo impugnando la legge sul terzo mandato della Campania. E credo che quelle che verranno dopo seguiranno la stessa sorte. Lo afferma Diego Moretti, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. La legge elettorale regionale vigente ha garantito in questi anni stabilità e la giusta rappresentanza a territori e forze politiche. Questa destra divisa e litigiosa sta dimostrando di essere interessata solo a comandare piuttosto che ad amministrare. Legge elettorale, per cambiarla sono necessari almeno 25 sì, la procedura legislativa rinforzata. Se la norma non passa con la maggioranza dei 2/3 è facile chiedere il referendum. E quindi Riccardi e il CRO mantiene la sua indipendenza, l'incontro con la direzione strategica dell'Istituto di Aviano. L'assessore dice vanno ottimizzate le attività, il piano oncologico regionale è solido, anteporre singoli interessi alla sicurezza degli utenti è un esercizio
pericoloso. Non si tratta di dare torto o ragione a qualcuno, vanno garantiti prima di tutto i cittadini, dice Riccardi. Vogliamo favorire lo sviluppo di percorsi condivisi e sostenibili sui piani delle dimensioni e della qualità. All'incontro di ieri mattina con la direzione strategica del centro di riferimento oncologico di Aviano era presente anche il direttore generale ad interim Giuseppe Tonutti. A margine dell'incontro, tuttavia, in merito al piano oncologico regionale ha mantenuto il massimo riservo. Sulla sinergia tra CRO e azienda sanitaria Friuli Occidentale, invece, Tonutti si è detto soddisfatto. Con un'attenta organizzazione, ha detto, potremmo riuscire a integrare e creare sinergie tra le due realtà, affinché entrambe possano ricavarne dei benefici. La riflessione di Giorgio Perini, a europarlamentari per una notte, in questo articolo, questo suo punto di vista. I nodi poi della politica a livello nazionale, SpaceX, Musk, intesa magnifica. Tycoon cita Salvini, sarà un accordo grandioso. Eli Schlein del Partito Democratico, il vicepresidente del Consiglio, smente Palazzo Chigi. Qui la foto dell'incontro fra il fondatore di X di Tesla, Elon Musk, assieme alla premier Giorgia Meloni, proprio Palazzo Chigi. Questi numeri di Starlink, l'azienda aerospaziale proprietà di Elon Musk, attualmente in orbita 6.874 di questi satelliti, l'obiettivo è arrivare a 12.000, le dimensioni sono 3 per 2 metri per 1,2, con uno spessore di 20 cm, un peso di 220 o 295 kg, questo è il margine di dimensione di peso. Il primo lancio di Starlink nel maggio del 2019, attiva in oltre 100 paesi, inclusa l'Italia, la copertura dal Canada ai Caraibi, dalle Filippine alla Nigeria, rispetto alla connessione che possono garantire. I punti di forza riportati dall'ANSA, questo riassunto è fornito dall'ANSA, capacità di consentire un accesso a internet costante rispetto alle connessioni via cavo, utilizzato anche in ambito militare con la versione Starshield. La concorrenza è di OneWeb, Cina Satnet, Amazon Kuiper, l'Europa è al lavoro su Iris 2. Le critiche: proteste degli astronomi in quanto i numerosi satelliti in orbita impediscono le osservazioni. I ricavi previsti per SpaceX nel 2025 sono di 11,8 miliardi di dollari. Questo per fare un piccolo vademecum di come funziona a livello molto generale questo sistema che è di proprietà di Elon Musk. La Commissione dell'Unione Europea sul miliardario, basta polemiche. Dice, stanno divampando intorno alle posizioni incendiarie di Elon Musk, specialmente in relazione al voto in Germania previsto per fine febbraio. Il tema è quello dell'interferenza negli affari interni di un paese sovrano. La nostra scelta, ed è una posizione politica, è di non alimentare ulteriormente il dibattito, ha precisato il portavoce dell'esecutivo dell'Unione Europea. Dati criptati e linee dedicate ai canali attivi fra le istituzioni. Il punto sui sistemi di sicurezza nelle comunicazioni di Stato. Attesa per il sostituto di Belloni, alla ricerca del nuovo capo dei servizi segreti. Il nome in Consiglio dei Ministri arriverà nei prossimi giorni. In corsa per la carica, tra gli altri, 5, che è vicecomandante dell'Arma dei Carabinieri, ma anche del Deo e Guidi. Questi i profili che sono stati avanzati negli ultimi giorni. L'organigramma delle agenzie di intelligence, anche in questo caso un piccolo schema riassunto dall'ANSA. L'organigramma, come detto, ha un indirizzo politico, l'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, ed è referente Alfredo Mantovano. Il controllo politico sull'operato delle agenzie, cioè il Copasir, il cui presidente è Lorenzo Guerini, e poi c'è il Dipartimento di Informazione e Sicurezza, organo di supporto al Presidente del Consiglio e all'autorità delegata, dove viene garantita una unitarietà nella programmazione informativa, l'analisi e le attività operative. Il direttore dimissionario è proprio Elisabetta Belloni, i vice direttori sono Giuseppe Del Deo e Alessandra Guidi, che è in scadenza ad agosto. Poi c'è l'AISE, Agenzia dell'Informazione e Sicurezza Esterna, si occupa di difesa da minacce estere in ambito internazionale. Il direttore è Giovanni Caravelli, i vice direttori sono Carlo Zontilli e Francesco Paolo Figliuolo. Poi c'è infine l'AISI, l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, che lavora in parallelo con la AISE, che però è della sicurezza esterna. L'AISI protegge la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche. Il direttore è Bruno Valensise, i vice direttori sono Carlo De Donno e Vittorio Rizzi. Questo per fare il punto su quelli che sono i ruoli e gli organi dei servizi segreti e dell'intelligence a livello nazionale. La trattativa per l'Iran, Saleh e Abedini sono casi separati. In questo articolo viene
ribadito il punto di quelle che sono le trattative diplomatiche con l'Iran. Da un lato c'è la questione della giornalista e dall'altro poi anche di Cecilia Sala, intendiamoci, e poi dall'altra c'è anche il caso Abedini. I rischi di affidarsi a Elon Musk e invece il commento di Renzo Guolo, come lo riprendiamo dalla prima pagina, e poi c'è tutta un'analisi su quelli che sono i pro e i contro di questo tipo di accordo con il multimiliardario proprietario di Starlink e di tante altre aziende, fra cui Tesla ed X. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ripartiremo da dove ci siamo interrotti con la lettura del quotidiano Il Piccolo. A tra poco. Ben ritrovati con Sveglie Trieste, proseguiamo con la rassegna stampa dal quotidiano Il Piccolo, il ritratto e l'addio a Jean-Marie Le Pen, l'uomo che ha spezzato la Francia. Morto a 96 anni, l'estremista ex Parà e legionario fondatore del Front National. Tentò per 5 volte la conquista dell'Eliseo, scaricato dalla figlia. Ora è lei che ci prova e potrebbe anche farcela, viene riportato tra parentesi, e qui infatti in foto vengono inquadrati proprio Jean-Marie Le Pen a sinistra con la figlia Marine Le Pen durante una manifestazione. Apertamente razzista, temeva che il suo paese diventasse una repubblica islamica. La terzogenita Marine ha imparato a evitare le prese di posizione più odiose e xenofobe, e qui Marco Zatterin ne delinea un ritratto. Un attore e la verità su Mussolini, invece scrive Ferdinando Camon sull'opinione di quello che è la serie TV che riguarda Mussolini. L'attore Luca Marinelli, che ha appena interpretato il ruolo di Benito Mussolini in una saga televisiva, dice che recitando si rendeva conto che Mussolini era un bugiardo, faceva dichiarazioni da megalomane ma non ci credeva, voleva apparire imponente e autorevole ma era tronfio e bolso e alla fin fine ridicolo. Voleva apparire furbo e decisionista, invece era ingenuo e improvvisatore. Voleva apparire padrone del secolo, ma era un perdente nato. Dove si sommano tutte queste incapacità e questi fallimenti? Nella morte. Ha fatto una morte meschina, tremenda, fuggendo, nascosto, camuffato come un caporale disertore. Una grandezza anche nella sconfitta. Mussolini nella sconfitta si mostra piccolo, spaventato e patetico, scrive Camon, che poi continua su questo suo articolo di opinione riguardo non solo a Mussolini ma anche a quella che è l'interpretazione poi nella serie TV che è stata appena girata e tra poco sarà visibile nei canali a pagamento. Il risico di Trump minaccia la forza per riavere Panama e la Groenlandia. Il presidente eletto parla già da commander in chief. Se Hamas non rilascia gli ostaggi succederà l'inferno. Lo show del tycoon, in una delle sue prime uscite pubbliche da presidente a tutti gli effetti degli Stati Uniti, che è entrato in carica proprio in questi primi giorni del 2025. Adesione al nuovo clima, Zuckerberg si piega via il fact-checking dei social di Meta. In questa sua rinnovata crociata al fianco di The Donald, in nome della libertà di espressione, il capo di Facebook e Instagram attacca le leggi censorie nell'Unione Europea. Un sisma di magnitudo 6.8, forte terremoto in Tibet, i morti sono almeno 126. La foto riprende i soccorritori al lavoro dopo le scosse in questo terremoto molto violento in Tibet. Israele in Cisgiordania, la reazione sarà forte dopo l'attentato di lunedì che ha provocato la morte di 2 donne e un agente in Cisgiordania rischia di allargare un fronte già pericolosamente in bilico. Il ministro della difesa Israel Katz ha visitato martedì il villaggio palestinese di Al-Funduk, definendo l'attacco contro i cittadini israeliani un atto di guerra a cui verrà data una pronta risposta. L'offensiva invece nel Kursk, Kiev, colpito un posto di comando dei russi, viene riportato nel bollettino di guerra. Attualità e siamo in Italia, 2 sorelle giù dalla finestra, una muore, l'altra è gravissima. La vittima era albanese, in lite con il marito, temeva che le togliessero i 4 figli, i bambini erano in casa quando si è gettata, le 2 donne erano molto legate, il marito era indagato per maltrattamenti, islamico, non voleva che vivesse all'europea. Nella stessa pagina, al culmine di un'ennesima lite a coltella, a morte il compagno, aggredita, mi sono difesa.
Un amore non sano, fatto di dissidi costanti, liti e aggressioni per colpa dell'alcol. Ha descritto così la sua relazione Stella Boggio, 33 anni, arrestata ieri per aver ucciso con una coltellata il compagno di 38 anni, Marco Magagna. A Bari, neonato morto nella culla, indagati il parroco e il tecnico. C'è una svolta nelle indagini del caso del neonato trovato morto nella culla termica della chiesa San Giovanni Battista di Bari il 2 gennaio scorso. Andiamo alla tragedia. Ammar Salam era in salute, autopsia per capire le cause della morte di Mattia in Egitto. Le parole del padre del bimbo di 9 anni che era in vacanza assieme alla famiglia, l'ipotesi dell'emorragia cerebrale. Le autorità egiziane hanno aperto un'inchiesta, al momento non ci sono indagati. Il decesso all'alba di lunedì, richieste le autorizzazioni per il rientro della salma in Italia. E qui Anna Rosso racconta cosa è successo in Egitto, il racconto del padre, le parole dei legali, il cordoglio anche del paese natio. Il ricordo della maestra d'asilo, intelligente e pieno di vita, il periodo alla scuola materna di Tricesimo. I premi dell'Epifania, cambiamo decisamente tenore di argomento. Lotteria Italia, i biglietti vincenti a nord-est, il quinto premio da 1 milione di euro venduto nell'area di servizio di Arino, nel Veneziano. A Monfalcone vinti 50.000 euro, e qui ci sono in questo articolo di Rubina Bon anche i numeri dei biglietti vincenti, quindi se ne avete acquistato uno, anche per i premi cosiddetti minori si possono andare a vedere i codici di questa lotteria. Andiamo ai trasporti e siamo a Trieste Airport. Obiettivo 2 milioni di passeggeri nel 2027. Trieste Airport mira a rotte su altri hub. L'amministratore delegato Consalvo, dopo l'anno record appena chiuso e dalle presenze 2024 a 1,3 milioni, nel 2025 si salirà almeno del 21%. I numeri di Trieste Airport, l'evoluzione del traffico passeggeri dal 2019 diciamo al 2025 viene preso l'anno di riferimento come dati però di previsione, e quindi 2019 erano 783.179 passeggeri. C'è stato il crollo negli anni del Covid, in particolare del 2020, con un calo del 73% inevitabile per quanto è accaduto, quindi 209.115 i passeggeri. E poi un progressivo aumento, nel 2021 348.891 passeggeri, 67% con la ripresa come il post-Covid, il pre-Covid aveva fatto registrare, e poi il 2022 con un rientro per così dire a regime a 698.613 passeggeri. Poi la crescita a 932.000 al 1.300.000 dell'anno scorso, e i dati di previsione che guardano a 1.600.000 passeggeri come traffico nell'anno 2025, dati come detto solo di previsione, e poi dovranno essere avvalorati però dai fatti. Il programma dei voli, le partenze settimanali, le destinazioni sono molteplici: Barcellona, Bari, Berlino, Brindisi, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Cagliari, Catania, Cracovia, Dublino, Francoforte, operato da Lufthansa Air Dolomiti. Gli altri erano tutti Ryanair tranne Bucarest con Wizz Air. Ancora Ryanair per Lamezia Terme, Londra Stansted e Malta. Milano Linate, operato da Ita Airways, così come Roma Fiumicino. Napoli, Olbia, Palermo, Parigi, Praga, sempre da Ryanair, così come Siviglia e Stoccolma e Valencia. Ci sono i voli Transavia per Rotterdam e Wizz Air per Tirana. Quello di Stoccolma partirà da luglio di quest'anno. Il volo che ha dato più soddisfazione è quello su Roma, più 20%, il più deludente invece su Milano Linate. Si può fare di più, ha detto Marco Consalvo, amministratore delegato di Trieste Airport. 27 collegamenti dal 30 marzo come stagione estiva. Rotterdam aspettando Amsterdam. Tra le rotte ambite c'è da tempo anche Amsterdam. L'aeroporto di Schiphol è il principale dei Paesi Bassi e uno dei più importanti aeroporti europei. Il problema, fa sapere l'amministratore delegato di Trieste Airport, Marco Consalvo, è legato alla congestione dello scalo. Difficile trovare spazio. L'obiettivo resta, ma nell'attesa dal 1 aprile del 2025 Ronchi sarà collegato con Rotterdam via Transavia, che appartiene proprio al gruppo Air France KLM. La scadenza e la conferma in vista. Antonio Marano, presidente, e Marco Consalvo, amministratore delegato, sono in scadenza all'approvazione del bilancio 2024 la prossima primavera.
Il presidente della regione Massimiliano Federica ha già anticipato l'intenzione della riconferma dei 2 manager che hanno portato evidenti risultati positivi. Se resto volentieri? Assolutamente sì. Mi piacerebbe completare un percorso che deve essere ancora concluso, dice l'amministratore delegato, e diciamo che i numeri in questo momento stanno dando ragione a entrambi, con una crescita dei traffici ma anche un approccio molto serio a quello che è il traffico aeroportuale sul Trieste Airport e in particolare sui rapporti con le altre compagnie. Andiamo all'infrastruttura, all'autostrada fino a Ragusa, lavori al via entro fine anno. A breve sarà ufficiale la scelta dell'appaltatore che realizzerà la complessa opera. Il nuovo tratto misurerà 47 km, l'investimento previsto arriva a 1,2 miliardi di euro. Organo del Duomo restaurato dopo 35 anni a Rovigno. Viene qui ripresa la foto proprio dello stesso Duomo. Andiamo alla pagina, anzi nella stessa pagina, teniamo i figli a casa al riparo dal compagno di classe violento. Ieri la protesta di numerosi genitori che chiedono anche una perizia, il boicottaggio. Siamo a Pola. Andiamo alla pagina successiva. Tassa sulla proprietà di immobili, la proposta che divide la Slovenia, l'iniziativa del governo di Lubiana. Economia, la ripresa delle acquisizioni, a nord-est il 26% del totale. Un report di ENI, Ernst Young, rileva che dal 2024 le operazioni condotte in Italia sono tornate a crescere. La tendenza continuerà anche quest'anno. In Veneto 155 accordi chiusi, 33 in Friuli Venezia Giulia, negli investimenti per l'area geografica del nord-est. Covem Investe per le plastiche ha avviato l'ampliamento della sede goriziana. Master sul caffè al via per 25 giovani laureati provenienti da 18 paesi, promosso da Illy Caffè e la Fondazione Ernesto Illy. Danieli si conferma in Sud Corea, nuova commessa per il colosso POSCO, ordine aggiudicato alla controllata francese Danieli Rotelec. Il primo lavoro per l'acciaieria asiatica risale al 2003, quando cominciarono gli accordi internazionali. Disoccupati minimi storici, l'inflazione dei dati Istat si ferma all'1%, a novembre si registrano 13.000 occupati in meno su mese, più 328.000 sull'anno. Resta il problema dei giovani. Nella fascia tra i 15 e i 24 anni il 19,2% è senza lavoro. Andiamo alle notizie di Trieste e i progetti per la città. Scuole, ponti, palazzi, le opere chiave del 2025 dal Biserini a Barcola. Ruspe all'Ex Pavan a febbraio, Cubone pronto a Pasqua, terapeutica alla svolta. Si apre un anno decisivo per l'edilizia pubblica, tra gare e cantieri vicini al via. E quindi le foto hanno a riferimento la palestra omologata CONI a San Giacomo, quella della contestata ex Pavan in via Frausin, l'attesa durata oltre 16 anni per la biblioteca civica in piazza Orpitis a Palazzo Biserini, e poi le foto che vediamo in evidenza sono, oltre a Palazzo Biserini, il Palazzo Carciotti, che è stato venduto a Generali, e poi una veduta sui magazzini del Porto Vecchio, oggetto di una riqualificazione su larga scala. Ma c'è anche il campo di calcio e il nodo fondi per quanto riguarda il Ferrini, come avevamo raccontato prima delle festività. Assieme all'assessore Lodi avevamo fatto un punto sull'ex Ferrini, ci sono sì i primi fondi per poter mettere mano al campo e agli spalti, serviranno poi gli altri per i locali interni come l'infermeria, i vari accessori, gli spogliatoi, eccetera. Piazza Vittorio Veneto, in primavera partirà il recupero dell'ex palazzo delle ferrovie di Piazza Vittorio Veneto. L'operazione di restauro guidata dalla JP Immobilien vale 70 milioni di euro. C'è anche l'ex fiera ed è difficile fare previsioni, ma il 2025 potrebbe portare novità anche all'ex fiera. A 7 anni dall'acquisto da parte di MIB, il PAC è stato presentato lo scorso novembre. C'è la caserma, o meglio ex caserma di via Rossetti, in ottobre passata da Cassa Depositi e Prestiti Real Asset alle EDR, ente di decentramento regionale, per la somma di 15 milioni di euro. L'intenzione è quella del campus scolastico. La piscina terapeutica, la cordata di imprenditori. I prossimi mesi saranno decisivi per il destino della piscina terapeutica, demolita dopo il crollo del tetto del 29 luglio 2019, è oggetto di una partecipata raccolta di firme degli utenti che ne chiedono la rinascita.
Il Comune è in attesa di una proposta di project financing dalla cordata guidata da Mirta Puls, brand di piscine Castiglione. Il partenariato prevederà 2 fasi: la costruzione della piscina con fondi sia pubblici, il Comune ha 10,4 milioni a disposizione, ma anche fondi privati e la sua gestione da parte del privato. Le linee di indirizzo prevedono nessun costo di gestione a carico del Comune e tariffe popolari per l'utenza. La piscina sarà dotata di vasche ad acqua di mare, spogliatoi e servizi per i disabili. La messa in sicurezza e i traslochi per gli istituti scolastici, e poi c'è anche Barcola con le ultime ferite delle mareggiate e i topolini 4, 5, 6 e 7 che saranno ripristinati. La piazza di Roiano alle battute finali. In primavera gli interventi sul Salone degli Incanti, il rogito del Carciotti è previsto per marzo. In programma la pista d'atletica al Grezzar, quasi pronto il nuovo polo di Viale Sanzio, nominato un perito anche per l'acquario, attorno al quale ci sono ancora problematiche legate alle pompe, le pompe che sono presenti sotto la struttura dell'acquario e che servono proprio per evitare che ci siano infiltrazioni del mare all'interno della struttura. Traffico e auto in coda nel primo giorno della chiusura della galleria Sandrinelli, come riporta Giampaolo Sarti. Abbiamo visto prima il punto che avevamo svolto ieri mattina assieme a Gianluca Paladin, e oggi anche la polizia locale nel collegamento delle 7:15 circa ci ha ribadito la massima attenzione per la viabilità, in quanto quel tratto rimane ancora chiuso. Gli studenti del Petrarca intanto rientrano in via Tigor 20 giorni dopo il crollo. Ieri mattina tutti i 400 ragazzi sono tornati nelle loro aule. La preside Militello, grati per l'intervento tempestivo, la sicurezza è una priorità. Allora andiamo a sentire le parole della dirigente scolastica che ieri ha parlato ai nostri microfoni, anche plaudendo a quelli che sono stati i tempestivi interventi durante i giorni di festa. Beh, sicuramente c'è stato un impegno enorme da parte dell'ente di decentramento regionale, da parte della Regione, per cui i lavori sono stati eseguiti effettivamente in tempi record anche nei giorni di festa, così come il personale del liceo è intervenuto e ha accompagnato, ha collaborato pienamente anche nei giorni festivi. Un grandissimo lavoro di squadra che ha dato dei risultati eccezionali. Tutto bene quel che finisce bene. Gli studenti del liceo Petrarca, sede succursale di via Tigor, questa mattina sono rientrati in classe come da programma. I disagi e i danni registrati dopo il crollo di parte del soffitto lo scorso 13 dicembre nella classe quinta F sono solo un ricordo. Soltanto una classe ha dovuto cambiare aula, si è spostata stesso al quinto piano. Tutte quante le aule sono agibili e resta da ripristinare l'aula magna. Ci sono ancora pochi ambienti ad uso non strettamente didattico. È stato effettivamente rifatto il controsoffitto nell'aula dove si era verificato il crollo, è stato rifatto il controsoffitto nei bagni, c'è stata veramente una grandissima operazione anche di controllo e verifica. Certo, alcune parti restano da fare, ma il grosso è fatto e l'edificio può essere utilizzato in sicurezza. L'incidente, nel quale era rimasta ferita una ragazza di 18 anni dopo che grossi pezzi di intonaco le erano caduti addosso, aveva provocato la mobilitazione di circa 1300 giovani di varie scuole triestine scesi in corteo per protestare sullo stato in cui versa l'edilizia scolastica. L'emergenza, che ha visto in campo Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e 118, ha indotto a una riflessione. L'ente di decentramento regionale ha deciso di operare controlli capillari nelle altre scuole della provincia per prevenire situazioni come quella di via Tigor. Questo credo che sarà veramente un impegno da parte dell'ente di decentramento regionale, lo confermava la direttrice Clericuzio stamattina. Sicuramente nel problema che si è determinato si è creato in qualche modo una sorta di trampolino di lancio, di avvio per un'opera di prevenzione sugli edifici scolastici. Su quanto raccolto ieri mattina. Andiamo a una triste notizia che abbiamo raccontato anche ieri nel corso dei nostri telegiornali. Ucciso da un malore improvviso mentre è in auto con i genitori. Il 20enne triestino Luca Parodi ha avuto un infarto sulla A4. Stava rientrando con la famiglia dalle vacanze. Un ragazzo speciale, asso del Bazinga, Baskin, nei soccorsi tra Cessalto e San Donà di Piave, portato all'ospedale di Città del Piave. Per Luca purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il cordoglio è stato molto ampio all'interno della società sportiva ma anche sociale di Trieste, come l'assessore Tognolli, ma come anche lo stesso club dove il ragazzo militava, che hanno dedicato dei lunghi post per ricordare la sua voglia e la sua grinta
e il suo entusiasmo. Andiamo ad altri argomenti, ancora ladri a San Vito, tra Piazzale Rosmini e via Muzio e Madonizza, i raid negli appartamenti, i ladri ancora in azione a San Vito. Negli ultimi giorni sono state segnalate incursioni in alcune palazzine della zona, tra cui via Muzio, via Madonizza e in Piazzale Rosmini. I residenti hanno notato la presenza di filamenti di colla sugli ingressi delle porte di vari appartamenti, è uno dei metodi utilizzati dalle bande di malviventi per verificare se i proprietari degli alloggi presi di mira sono a casa o sono via e così possono agire indisturbati. Veicolo capotato in discesa invece in via Bonomea, ieri attorno alle 14, il mezzo ha urtato un muretto e si è ribaltato, il conducente ha subito lievi ferite e un grande spavento, poi in ambulanza si è preoccupato soprattutto dello stato dell'auto. Strada chiusa fino alle 16:30 fra l'Obelisco e la via del Collio. 2 partite a porte chiuse per la friulana Royal Kennedy, le offese anti-slovene durante il match di volley ad Aurisina. Obbligo di disputare le prossime 2 gare di campionato in casa a porte chiuse e sanzione pari a 350 euro. Si è concluso con questo esito il caso dello striscione friulani all'estero, esibito lo scorso 21 dicembre dai tifosi della squadra di pallavolo Royal Kennedy all'interno della palestra comunale Iusai di Aurisina in occasione del match contro lo Zalet, partita valida per il campionato regionale di Serie C femminile. Auto incendiata a Valmaura, nel garage del comprensorio Ater, non solo il degrado, ma anche un incendio. Potrebbe trattarsi di un atto vandalico, il rogo scoppiato nel garage del comprensorio Ater di Valmaura, dove ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che stavano divorando un'auto posteggiata all'interno della palazzina. Dagli Stati Uniti a Trieste, a bordo della Artemis, la nave di lusso inaugura la stagione delle crociere. L'ammiraglia ha ormeggiato alla stazione marittima sul Morro Bersaglieri, i primi passeggeri dell'anno sono 70 cittadini della Pennsylvania. Qui le foto dei passeggeri, della nave e anche dei momenti di carico proprio dei passeggeri stessi. Fino a 7.000 euro per un itinerario all inclusive che fa tappa nei porti del Mediterraneo orientale. Sosta breve in città, visita la Risiera, San Giusto e le piazze, in inverno previsti altri 9 passaggi. Oggi il primo gigante del mare, la Viking, rimarrà 2 giorni. Trieste Terminal Passeggeri attende 127 scali e 400.000 naviganti. La pista di ghiaccio in Ponte Rosso resterà aperta fino al 16 di febbraio e 22.000 soddisfatta del giro d'affari stimolato in città. Ha chiesto al Comune di continuare l'attività ancora per un altro mese. Era prevista infatti il termine della pista a Ponte Rosso proprio il 16 di gennaio, la proroga chiesta per ancora un mese fino a febbraio. Il tristino Felician a Bruxelles per costruire le leggi dell'Unione Europea. 10 anni al Parlamento Europeo, la storia del tristino Stefano Felician Beccari, classe 1983. Sta per festeggiare 10 anni dal suo insediamento al lavoro nel Parlamento Europeo come Policy e Legal Advisor. Dai centri di raccolta alla app, come smaltire l'albero di Natale, i consigli di Acegas APS Amga, anche attraverso lo strumento dell'applicazione che fa capo proprio alla multi-utility. Lavori terminati, torna il mercato, primo test per la piazza di Aurisina. Le bancarelle hanno riconquistato la sede storica dopo lo spostamento accanto al cimitero a causa dei lavori. Si va verso il taglio del nastro, il sopralluogo del sindaco Igor Gabrovec, che è passato in rassegna le bancarelle, è appena ritornata in piazza e sta ragionando sull'ipotesi di un mercatino delle pulci. A Muggia, finiti i lavori in via Pisciolon con asfalto, pavè e guardrail con la viabilità ripristinata. A Morrupino, supermercato chiuso, il subentro è in salita. L'azione dei volontari è proprio a Morrupino, infatti è continuata anche durante le recenti festività a Morrupino, per opera di alcuni volontari del posto, la ricerca di una catena di supermercati disposta a subentrare alla INS, società che alla vigilia di Natale ha abbassato le saracinesche dell'unico negozio del settore presente nella fazione di Repen, centro della vita del comune. La foto che ci riporta a una questione di beneficenza, il bando delle fondazioni Pittini e Casali per sostenere i viaggi di istruzione dei ragazzi meno abbienti, e qui proprio la foto di un momento di incontro delle fondazioni e poi la richiesta di aiuto per quanto riguarda i viaggi di istruzione per i ragazzi. Andiamo allo sport, in questi ultimi minuti di rassegna stampa. La media di Tesser, nel suo ritorno la Triestina viaggia a 2 punti a partita. Con questo ritmo la salvezza diretta non è più un miraggio, però bisogna mantenerla questa media. Sirene scozzesi per Keller Ross, sul portiere c'è Hibernian,
e poi viene sanzionata la Triestina per il petardo esploso allo Stadio Rocco. Mercato e giustizia sportiva in questo articolo di Antonello Rodio. Intanto, invece, per quanto riguarda il cammino della Triestina, quel pizzico di sana follia biancorossa con il commento di Giovanni Marzini, e poi la sorpresa Uthoff, l'ex Trieste De Paul promuove a pieni voti l'ala americana. Lo metto tra gli MVP di questa prima parte di campionato, dice Alessandro De Paul. Qui in foto proprio Jarod Uthoff che va a canestro e che si sta ritagliando uno spazio importante all'interno del roster della pallacanestro Trieste. Il giudice sportivo Scafati sanziona con 5.000 euro e campo squalificato proprio per la squadra di Scafati. Lo Jadran in campo con Montebelluna, dubbio Milisavljevic, la Serie B interregionale, oggi al Pallachiarbolo, primo match dell'anno dei Plavi triestini. Andiamo alla pagina successiva, perché la pallanuoto ha ingaggiato l'universale croato Dražen Kujačić, per la Serie A1 maschile arriva un rinforzo importante in vista del ritorno delle attività in campionato. Sistiana Seslian e TVA marciano a pieno ritmo nei dilettanti della promozione. Per la ginnastica, campionati italiani di ginnastica Trieste, 4 volte sul podio nelle gare di Rimini. Per l'hockey in linea, l'Edera 2020 vola in Coppa, KO in campionato invece con Forlì. Per quanto riguarda le squadre di vertice dei campionati di calcio europei, grandi manovre. Rashford è l'attaccante che piace al Milan, ma occhio alla Juve. Zirkzee, l'obiettivo di Thiago Motta, vuole restare a Manchester dopo un lungo corteggiamento dal Bologna. Alla fine aveva scelto di andare in Inghilterra. Ancora sport con lo sci alpino, slalom speciale oggi a Madonna di Campiglio, che riparte dopo 10 giorni di stop, la Coppa del Mondo di sci alpino che propone uno slalom a Madonna di Campiglio. Sulla pista 3 stasera andrà in scena uno speciale, il quinto della stagione, l'obiettivo zona punti per gli azzurri Gross, Saccardi, Maurberger e Barbera, mentre Vinazzer e Katzlunger, che già assaggia la top 10 in questa stagione, andranno alla ricerca di un exploit. Sinner, che guarda il primo slam, ho fiducia nel lavoro fatto, con il numero 1 al mondo che ha battuto in esibizione Popyrin nell'esordio stagionale. Nella notte c'è il sorteggio del tabellone principale di uno dei grandi slam, l'Australian Open. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna stampa, tra poco in compagnia di Ivo Gerbassi per quanto concerne la prossima ora di Sveglia Trieste. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del consigliere comunale della Lega Ivo Gerbassi, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie. Dunque abbiamo fatto prima una rapida lettura dei giornali, anche dalla rassegna stampa del Piccolo, è caduto l'occhio anche sul ricordo che è stato riportato della morte di Jean-Marie Le Pen, l'uomo che ha spezzato la Francia. Questa è la pagina del Piccolo, ripreso anche in altri organi di stampa di carattere nazionale. Questo mi permette però, Gerbassi, di fare un collegamento anche con gli altri paesi europei, perché la politica europea, e si voterà poi anche in Germania tra non molto, si sta in qualche modo rimodulando rispetto a una conformazione che abbiamo conosciuto per tanti anni proprio a livello di blocco centrale fra Francia, Germania e poi tutti i paesi del blocco dei paesi del nord, fra l'Olanda, la Danimarca e gli altri. Come sta cambiando secondo lei la politica? In Italia abbiamo visto con l'arrivo del governo Meloni si è dato in qualche modo un cambio di passo rispetto ai tanti governi precedenti. C'è stata poi la parentesi del Covid, dove c'è stato un governo un po' ibrido, 5 Stelle Lega, poi 5 Stelle Partito Democratico. Oggi c'è un'impronta più chiara. Sì, diciamo che da diversi anni, non da oggi, insomma, lo dimostra la famiglia Le Pen, che è sulla scena politica europea ormai da più di mezzo secolo, e anche con diversi successi, quindi da diversi anni, accanto alle famiglie politiche diciamo più tradizionali, che sono quelle dei socialdemocratici per così dire e dei popolari europei, in tutta Europa si stanno affermando forze politiche terze, possiamo dire identitarie,
poi magari le denominazioni sono diverse, le sfumature possono essere diverse in alcune temi, però in linea di massima insomma c'è sicuramente una volontà da parte di molti cittadini europei. In alcuni paesi europei queste forze rappresentano, come anche l'Italia, tra una cosa e l'altra rappresentano più del 30% dell'elettorato, quindi quasi una maggioranza relativa, che portano avanti delle istanze identitarie, delle istanze di tutela da un lato della identità dei singoli popoli, dall'altro di una difesa anche da quelle che vengono percepite come minacce, come l'immigrazione massiva, e anche di una difesa dei diritti sociali. Ecco, quindi questi sono questi grandi temi che accomunano un pochettino quello che è poi, ecco, noi come Lega siamo all'interno del nuovo gruppo che abbiamo creato al Parlamento europeo, che è quello dei patrioti, in cui c'è anche Rassemblement National, che è insomma la creatura politica dei Le Pen, prima Front National, adesso Rassemblement National, e poi c'è anche appunto l'FPÖ, che è il partito austriaco, che adesso dovrebbe, se non ci saranno ulteriori tranelli, ma insomma è arrivato primo col 28% nelle ultime elezioni parlamentari austriache, e dovrebbe prendere le redini del paese a breve, dopo che i conservatori e i socialdemocratici hanno cercato di creare un governo ma senza successo. E allora il presidente Van der Bellen dell'Austria ha dato mandato a Herbert Kickl, che è il leader della formazione politica dell'FPÖ, di creare un governo, e quindi avremo per la prima volta nella storia, i nostri vicini avranno un governo nazionale di stampo fortemente identitario. Cosa cambia nei rapporti secondo lei? Ma i rapporti comunque io credo che debbano essere buoni, nel senso che soprattutto per quanto riguarda la nostra città, poi noi siamo proprio all'interno dell'Europa per forza, quindi dobbiamo comunque avere buoni rapporti indifferentemente dal segno politico che c'è, che sia più di destra, conservatore, popolare o socialdemocratico o quant'altro. È chiaro che adesso questo ovviamente sta a chi è sopra di me, ma penso sia anche più facile collaborare con chi ha una visione di Europa, una visione di civiltà europea e di politiche simile alla nostra. Poi in realtà che il fatto che ci siano delle forze più identitarie non è per niente vero che siano anti-europee. Prova ne sia che per esempio il progetto dell'Alpe Adria fu fortemente implementato, sì, anche da Illy, certo, ma soprattutto dal governatore della Carinzia, Haider, no? E quindi con lui ha avuto un impulso fortissimo, che poi ha sviluppato le relazioni internazionali, diciamo interregionali, tra Italia, Austria e Slovenia in maniera massiva in quegli anni. Quindi non è vero che, insomma, come racconta qualche volta la stampa, che le forze di destra sono anti-europee e quant'altro, anzi. Le leggo una mail, ci porta in verità a un tema un po' diverso. Buongiorno, è di queste ore la notizia riportata con particolare risalto da certa stampa di parte, sempre pronta a difendere i Maranza, refrattari all'inclusione sociale, circa l'inseguimento del delinquente d'importazione, in cui i carabinieri, alla caduta dei criminali in scooter, esclamarono bene: quando un fuorilegge si autoelimina è un fatto positivo, la società civile ci guadagna. In questo caso i militi non vanno imputati ma difesi ad oltranza. Ritengo poi che i militari e i tutori dell'ordine non vadano giudicati da tribunali civili, inadatti allo scopo, ma da una magistratura militare sicuramente non politicizzata, quindi più attenta ed imparziale. Concludo citando un antico proverbio cinese: il ladro morto non ruba più. Grazie dell'attenzione, scrive Piero. Il riferimento è alle ultime indagini che sono relative alla morte di quel 19enne a Milano nel 24 novembre scorso, che aveva con motorino depistato o provava a depistare i carabinieri che lo inseguivano, e da quelle che sono le intercettazioni, oggi ci sono diversi articoli a mezzo stampa, sembra che i carabinieri abbiano in qualche modo cercato una manovra per chiuderlo, e quindi questo poi ha provocato la caduta e la morte. Un'opinione piuttosto marcata quella del telespettatore. Certo, ma che per la maggior parte condivido, nel senso che comunque le forze dell'ordine fanno un lavoro estremamente difficile. Chi non ha mai provato a trovarsi in quelle situazioni sa che poi è una frazione di secondo a decidere, quindi
È chiaro che non si possono applicare quelle che sono le regole normali a delle azioni operative che ovviamente richiedono una prontezza e qualche volta si può anche commettere qualche errore, però ci vuole una maggiore tolleranza. Ecco, noi come movimento politico siamo ovviamente al fianco delle nostre forze dell'ordine, dell'ordinamento nazionale, la nostra anche polizia locale e crediamo che dobbiamo dargli gli strumenti per poter operare al meglio, anche perché sono l'argine, diciamo, alle prepotenze di certa microcriminalità che sta rendendo invivibili molti centri urbani. Speriamo non succeda anche da noi, ma alcuni segnali ci sono anche nella nostra Trieste. Passiamo a tutta una serie di questioni legate alla città. Oggi c'è un punto della situazione molto ampio riguardo a cantieri, lavori, progetti, scuole, ponti, palazzi, leggo dal titolo del piccolo, le opere chiave del 2025, dal Palazzo Biserini a Barcola, Ruspe all'Ex Pavanna a febbraio, Cubone pronto a Pasqua, terapeutica alla svolta, si apre un anno decisivo per l'edilizia pubblica tra gare, cantieri e vicini al via. C'è poi tutta la, come la chiamo spesso, partita Portovecchio, che chiaramente sarà diluita in più anni, non soltanto nel 2025, ma che proprio in quest'anno vedrà comunque una nuova inerzia anche in termini di progettualità. A fine anno, se il cronoprogramma viene rispettato e non ci saranno intoppi, verrà anche realizzata la cittadella dello sport, che è stata presentata proprio a fine 2024. Tanti cantieri. Sì, tanti cantieri. La cosa positiva secondo me, oltre al fatto che ovviamente naturalmente avere delle strutture nuove, avere delle infrastrutture nuove è sempre un fattore positivo per la nostra città, che forse per molti anni, a causa anche dei patti di stabilità e quant'altro a cui erano soggetti gli enti locali, era rimasta un po' ferma come tipo di lavori. Ecco, la cosa positiva, che io vedo molto positiva, è che si recupera molto l'esistente. Ecco, noi come amministrazione comunale abbiamo cercato di fermare la speculazione edilizia che in parte era partita in alcune zone della città, quindi la cementificazione selvaggia, e invece riteniamo che il recupero dell'esistente, la valorizzazione del nostro patrimonio sia la chiave dello sviluppo di Trieste. Abbiamo dei palazzi bellissimi, abbiamo delle aree che sono già edificate, che potrebbero essere sfruttate al meglio, e quindi a mio avviso bisogna cercare di recuperarle piuttosto che aggredire il verde pubblico o degli spazi che ancora non sono stati urbanizzati. Ecco, recuperiamo quello che non usiamo e poi semmai altro, però intanto recuperiamo l'esistente. Fra tutte queste diciamo, proposte, fra tutti questi progetti, c'è qualcosa Gherbassi che in qualche modo a cui tiene particolarmente? Expo Strada di Roiano con nuovo comprensorio, Portovecchio, insomma magari molto ampio, la piscina terapeutica, Palazzo Biserini, poi vedo l'ex Fiera, Piazza Vittorio Veneto, la caserma di Via Rossetti, l'acquario. Sicuramente, diciamo, allora, la piscina terapeutica è un qualcosa di cui alcune persone hanno veramente bisogno, quindi è un'esigenza che questi cittadini che la utilizzavano sentono veramente forte, e quindi credo, dal mio modesto punto di vista, che forse una priorità in questo senso potrebbe essere data a questo tipo di opera. Poi ovviamente c'è il discorso anche della fiera, ecco, che speriamo che questa situazione venga sbloccata e che rinasca un pochettino quell'area, un'area a cui io sono particolarmente affezionato, perché ho fatto il liceo Galilei e quindi, pur essendo, diciamo, nativo di Rozzol San Luigi, ma comunque le scuole superiori le ho frequentate lì, e quindi mi piacerebbe veramente vedere realizzato dopo tanti anni questo progetto della fiera e di avere un'area commerciale, perché credo che sia veramente una zona della città che potrebbe anche avere un bello sviluppo, no? E mancano un pochettino, manca ancora un centro aggregativo, è ancora, pur essendo vicina al centro, ancora un po' percepita come periferia, e penso che quel tipo di progetto, se ovviamente implementato come si spera, possa veramente dare nuovo respiro a quell'area là, in cui adesso per esempio ha aperto anche una nuova palestra, no? Quindi c'è del fermento, ma insomma io mi auguro che, pensiamo per esempio a tutta l'area dove hanno costruito il McDrive, eccetera, vicino alla superstrada, che ha ripreso
in qualche modo da un'area desertificata è diventata un'area in cui comunque ci sono tante attività commerciali, il Roadhouse, il McDonald's, no, e quant'altro, ecco, lobby. E quindi confido anche che in quell'area lì, con l'avvento di questo polo commerciale, ci possa essere una rinascita, ecco, da un punto che di può vista servire anche commerciale. ai vicini musei, che sono un po' Certo, percepiti come isolati. certo, no? assolutamente. Poi lì c'è il museo De Enriquez, che insomma è un museo veramente di eccellenza, una collezione che penso ci invidiano, nel senso che credo che solo qualche capitale europea abbia un museo con dei reperti, dei mezzi paragonabili al nostro, no? E che andrebbe sicuramente promosso di più. Poi vedo ancora menzionati a Barcola, vabbè, insomma, le mareggiate hanno purtroppo danneggiato parecchio il litorale. Però mi si permette di dire che io proprio ne parlavo l'altro giorno con l'assessore Bavudera, anche l'assessore Lodi, c'è stato fatto veramente un grande lavoro, nel senso le scogliere, c'è ancora qualcosa da fare naturalmente, però la pineta è rinata meglio di prima. Io diciamo cerco di essere sempre positivo, però non era scontato, no? Già solo il fatto che l'acqua marina avrebbe potuto avvelenare completamente la pineta, si sarebbe dovuto ripiantarla tutta, invece hanno fatto veramente un lavoro straordinario, ecco. Sì, sì, poi anche le scogliere, abbiamo fatto un passaggio gli ultimi giorni dell'anno, tutta la nuova linea protetta dai massi è un colpo d'occhio che mancava da tanto tempo. Anche i giochi che sono stati donati, è veramente, non è che lo dico per fare propaganda, è meglio di prima addirittura, quindi non era, insomma, io che sono stato all'inizio, era il 2023 quando è successo, no? Il fatto, sembrava di stare insomma a Sarajevo, in una città bombardata, c'erano i cubetti che arrivavano al marciapiede della strada, no? E invece si è veramente riusciti a recuperarla a tempi, tutto sommato a tempi di record. E poi c'è Portovecchio che, come dicevo prima, ha un respiro più ampio, non solo per metratura ma anche per tempo nel quale bisognerà lavorare e creare un nuovo quartiere fondamentalmente. Sì, beh, Portovecchio è la grande sfida di Trieste ormai da 50 anni a questa parte, ecco, quindi adesso che dopo vari anni c'è stato uno sblocco della situazione, speriamo veramente di veder rivivere quella parte di città. È chiaro che si spera che ci siano anche delle attività produttive, non soltanto, ecco, cose residenziali. Ecco. Buongiorno, leggo una mail, avevo già segnalato che il tetto del nuovo asilo di Roiano, fronte capolinea degli autobus, è pieno d'acqua, i gabbiani ci fanno il bagno ma nessuno svuota il tetto stesso, e questa segnalazione poi la magari inoltreremo in modo tale da poter intervenire qualora non sia stato ancora fatto, visto che la struttura è nuova e quindi No, assolutamente, sarà merito anche delle fortissime piogge che sono state questi giorni qui. No? Fra l'altro ci sarà una delibera, no? Tra poco in Consiglio Comunale, che sarà relativa a come sarà gestito questo asilo. Sì, non anticipo, diciamo, ma in teoria dovremmo arrivarci a breve, ecco, già da un po' che è in ballo questa cosa qui, quindi sì, poi vedremo come si evolve la situazione. Sì, perché c'erano degli punti di vista un po' diversi anche all'interno della maggioranza. Impianti sportivi, c'è anche un punto su quello, il campo Ferrini è un po' l'emblema della necessità di recuperare uno dei campi di calcio che è in disuso da tanto tempo, ma ci sono anche tante esigenze che riguardano le palestre, gli sport come pallavolo, dove molti atleti disputano questa disciplina e hanno magari pochi spazi rispetto proprio al numero di iscritti, e non c'è la possibilità in tutti i luoghi di poter anche far assistere il pubblico, quindi un nodo da risolvere. L'assessore Lodi ne ha parlato molto spesso anche in questa trasmissione, però è una delle città più sportive d'Italia, quindi almeno può vantare questo tipo di primato. Chiaro, sì, come si diceva prima, per tanti anni sono stati lavori bloccati, no? Anche e soprattutto gli impianti sportivi che non costano l'indifferente, quindi adesso finalmente siamo riusciti a sbloccarli. Cerchiamo di dare ai nostri atleti triestini delle strutture di qualità dove potersi allenare e dove poter anche giocare. Le scuole, anche in questo caso un punto importante. Anche sicuramente, anche se non è di stretta competenza del comune ma è di competenza dell'EDR, no? Che poi adesso diventerà insomma un ente elettivo, anche lì per molti anni si è fatto anche poco, tutto sommato. C'è anche da dire, non è solo questo ovviamente la causa, ma che
la scomparsa dell'ente provinciale ha sicuramente determinato, diciamo, un po' una confusione amministrativa, ecco, perché la provincia si occupava e si occupava bene, insomma, tutto sommato delle scuole, e quindi adesso che faticosamente stiamo arrivando a avere, in realtà esiste già l'EDR, ma insomma, ad avere un nuovo ente elettivo, ecco, anche lì si potrà avere un focus maggiore sicuramente. Quindi un suo giudizio positivo sul ritorno delle province? Ma sì, io sono un autonomista, quindi per me naturalmente sì, un sogno che ho è quello della provincia di Trieste autonoma, ma questa è una cosa mia, diciamo, ma chiaro che la nostra regione non può fare tutto, pur essendo una regione piccola, comunque la regione deve legiferare e deve fare degli interventi di programmazione. Ma invece è necessario poi che da un punto di vista più amministrativo ci sia un ente come quello della provincia. Ora noi a Trieste siamo stati anche fortunati perché l'arrivo delle UTI tutto sommato non aveva cambiato più che tanto il panorama degli enti locali, perché siamo passati da una provincia, la provincia di Trieste, una delle più piccole a livello nazionale, e un UTI che era l'UTI Giuliana. Che era lo stesso territorio. Sì, anche se poi c'è stato tutto un problema dei sindaci che non volevano aderire, eccetera e quant'altro. Chiaro che invece in altre zone della regione invece il problema si è sentito molto di più, perché la provincia di Udine è stata spezzettata e poi la viabilità, che soprattutto nelle zone di montagna sappiamo è un qualcosa che va continuamente, vista anche la neve e il gelo che rovinano il manto stradale, va continuamente tenuta monitorata, era spezzettata la viabilità provinciale in tanti piccoli enti, con una confusione incredibile, insomma. Quindi grazie al grande lavoro dell'assessore Roberti e di tutta la giunta, insomma, si è faticosamente riusciti a riavere intanto gli EDR, che comunque sono i vecchi contenitori delle province, e poi adesso speriamo, insomma, in un'elezione del presidente e dei membri del consiglio. Dovrebbe essere quest'anno l'anno delle province, no? Stando al percorso che aveva delineato l'assessore bisogna Roberti. vedere, sì, perché comunque adesso non posso anticipare perché è lui quello che sta seguendo, no? E quindi credo quest'anno, potrebbe essere il prossimo, a livello nazionale si parla del prossimo, quindi vedremo, insomma. L'importante è che tornino a decidere i cittadini. Certo. Come centrodestra l'avevamo promesso, è una promessa che stiamo mantenendo. Leggo una mail: buongiorno a tutti e buon anno. Chiedo all'ospite cosa ne pensa dell'overturismo che sta investendo Trieste. È bello vedere tante persone in giro che spendono anche nella nostra città, ma i residenti molto spesso soffrono. Ecco, giudizio che chiede una telespettatrice sul fenomeno del turismo che a Trieste si sta sentendo in maniera importante. Sì, diciamo che il turismo può essere una fonte di reddito della nostra città, ma non può essere l'unica fonte, no? Le società in cui si vive solo di turismo sono società in cui i cittadini che risiedono, salvo quelli che si occupano magari di attività turistiche, non stanno particolarmente bene, no? Pensiamo alla vicina Venezia, certo, dove ormai il numero di abitanti che risiede a Venezia, non Venezia Mestre, è totalmente risicato anche per altri motivi, ma anche il turismo di massa fa il suo, e pensiamo anche a paesi in cui, non so, come la Croazia, in cui il turismo diventa la fonte economica principale, in cui ci sono tante criticità, insomma tanti problemi anche dei residenti. Quindi io credo che bisogna contemperare quello che è una giusta crescita del turismo che ci sta con anche quelli che sono gli interessi dei residenti, insomma, e anche di avere dei prezzi, soprattutto degli alloggi per i nostri residenti un po' più calmierati, ecco. Io sono sempre batto su quello del mutuo sociale, insomma, ma che sia mutuo sociale, che sia edilizia residenziale convenzionata come si usava una volta, che sia edilizia popolare, insomma la casa per i triestini dovrebbe essere un diritto, e purtroppo non è sempre più difficile, e una delle cause naturalmente il progressivo aumento dei prezzi degli immobili, anche per ovviamente un acquisto da parte di proprietari stranieri, quindi c'è da monitorare su questo. Altra mail, una domanda: il palazzo storico di via Carducci, piazza Dalmazia, dove c'era Genertel, che mi sembra vuoto da qualche anno, e delle Generali, come mai è vuoto? Non si potrebbe esportare lì l'università di lingue, che dovrà sloggiare dall'ex Hotel Regina regalato dallo Stato, anche se era proprietà della regione, alla Slovenia?
ovvero gli interpreti che stanno in via Filzi. Queste sono decisioni, diciamo, che competono soprattutto intanto all'Università degli Studi di Trieste, senza dubbio. Poi in genere lo fanno di concerto con l'amministrazione regionale, no? Quindi chiaramente diciamo che spazi per le facoltà universitarie comunque verranno garantiti, che sia in un posto che sia in un altro, è sempre stato così e quindi continuerà ad essere così, ecco. Certo che poi quel palazzo che viene menzionato effettivamente ha una posizione centrale, è un bellissimo palazzo. Molto interessante. È un bellissimo palazzo, però pensiamo che per esempio il Carciotti siamo riusciti adesso, forse faticosamente, finalmente a dargli una collocazione, quindi una cosa per volta, no? Naturalmente. Cioè, purtroppo quando una realtà o comunque un ente eccetera lascia un palazzo così grande, non sempre è facile trovare qualcuno che poi se ne voglia fare carico in maniera ovviamente consona al luogo, ecco. Altra mail, bene che il vostro ospite mette in risalto l'importanza della piscina acquamarina, però sono tanti anni che aspettiamo. Come mai tutto questo tempo perso? Questo diciamo che la risposta è complessa. Comunque, certamente. Sì, sappiamo che c'è stato quel crollo ormai diversi anni fa effettivamente. Per quel che mi riguarda e penso anche per quel che riguardi la Giunta, insomma la buona volontà di riavere una piscina terapeutica c'è. Non è vero che non c'è la buona volontà di riaverla, non è così semplice, insomma, un'opera. C'è stato anche il periodo del sequestro, dell'immobile, stato, sì. Alcune tempistiche erano purtroppo sì. Escludevano l'intervento del comune, poi cosa si è fatto o non si è fatto, insomma, anche se capisco anche che dal punto di vista politico. Per gli utilizzatori naturalmente è una grave perdita. Senza dubbio. Abbiamo una telefonata prima della pubblicità, buongiorno. Sì, buongiorno, niente, volevo solo allacciarmi al discorso del vostro ospite che non so. Buongiorno. Di che partito? Della Lega. Perfetto, allora comunque il momento importante, il discorso delle residenze, del fatto di cambierare gli appartamenti eccetera, cioè gli affitti degli appartamenti, purtroppo viviamo in un paese occidentale, liberale, dove chiaramente c'è la domanda e l'offerta ed evidentemente se per caso la nonna gli ha lasciato al suo ospite un appartamento invece che affittarlo a 100 può affittarlo a 1000 perché questa è la domanda, penso che purtroppo dobbiamo realizzare che questa è la realtà. Poi capisco tutte le varie difficoltà di case popolari, di gente che non ha la casa, cioè bisogna capire che bisogna lavorare. Trump adesso metterà il 5% per far parte della NATO, per cui se vogliamo far parte della NATO dobbiamo capire che dobbiamo pagare il 5%, non più gratis. E questa è una linea di comportamento puramente capitalista che non ha niente a che fare con un discorso socialistico, chiamiamolo a livello coreano dell'ex Unione Sovietica. Siamo in paese occidentale, il capitale funziona, va bene, abbiamo il 5% adesso di livello di disoccupazione, capisco che i vari stipendi non sono a livello europeo, arriveremo anche lì, però sostengo chiaramente la posizione del suo ospite e quello in generale della Lega, ma bisogna fare capire a questi che fanno sempre l'opposizione per fare l'opposizione senza significato, che bisogna capire, non si fa sciopero come adesso Landini lo fanno a venerdì, mi sembra al 9, quello che è, cioè fare sciopero è facile, no? È facile, si sta a casa, non si fa niente, manca lo stipendio, la prossima settimana si mette in malattia, prende l'80% ed è a posto lo stesso, per cui capire che siamo in un paese dove rimboccarsi le maniche e lavorare, se no prendete l'aereo e andate in Corea. Va bene, dove c'è un totalitarismo o in Iran, insomma in posti chiaramente non democratici. Grazie. Una posizione anche questa cosa molto netta, come abbiamo visto da alcune altre mail. Tra l'altro in Nord Corea non si può neanche essere disoccupati, quindi è obbligatorio lavorare, per cui no, diciamo che io per quanto mi riguarda sono sempre per un'economia sociale di mercato, cioè quindi contemperare quello che è il giusto interesse del mercato, un'economia totalmente socialista, la storia dimostra che non funziona, con anche delle esigenze di natura sociale, per garantire che nessuno venga lasciato indietro. Quindi un equilibrio. Dal punto di vista, sì, un equilibrio. Sì. Dobbiamo andare in pubblicità, una breve pausa, torneremo tra poco.
Ben ritrovati con Sveglia Trieste, siamo in compagnia del consigliere comunale della Lega Ivo Gherbassi, il nostro ospite a partire dalle 8 di quest'oggi. Ieri abbiamo mandato in onda un servizio che è relativo al terzo mandato, quindi entro più una sfera prettamente politica. Terzo mandato che sembra stia dividendo il centrodestra sulle intenzioni. Ovviamente è giusto che ci sia un dialogo in corso fra alleati che compongono una coalizione che vede diversi partiti, come detto, proprio alleati in forza di governo a livello nazionale ma anche a livello regionale e comunale. Allora andiamo a sentire il servizio che è andato in onda ieri nel telegiornale, poi a Gherbassi le chiedo una sua opinione, un suo commento. L'Epifania doveva portare chiarezza nel centrodestra sul terzo mandato e sul piano oncologico regionale, ma i buoni propositi sono naufragati o, se volete, finiti inceneriti dai fuochi epifanici. Il vertice, previsto per il 6 gennaio, è infatti saltato, tutto rimandato. A quando? Non è dato saperlo. Quel che è certo è che la tensione c'è, non è solo gossip politico. Il braccio di ferro tra Lega e Fratelli d'Italia è reale e mette a rischio la stabilità della coalizione. Bisogna dare la possibilità ai cittadini sempre di potersi scegliere i candidati che desiderano votare poi nelle consultazioni elettorali. Questo vuol dire che non deve essere la politica, non dovrebbero essere le norme ad ostacolare la possibilità a candidati che magari hanno dimostrato legittimamente e con risultati sul territorio di sapere ben governare. Al netto della stima che io nutro nei confronti del Presidente Massimiliano Fedriga, tra l'altro è un tema che non riguarda soltanto il Presidente ma anche evidentemente gli assessori o i consiglieri regionali, ma è un tema che inevitabilmente, triangolando tra l'altro con altre regioni, quindi essendo un tema politico nazionale, deve essere celebrato in seno ad un tavolo nazionale. E mentre Fedriga ha ribadito che l'autonomia va rispettata e sul terzo mandato deciderà il Consiglio regionale, legittimato a farlo, da Roma ha tuonato il ministro Luca Ciriani, ribadendo la contrarietà assoluta al terzo giro per i governatori. Il governo nel frattempo è pronto ad impugnare la legge elettorale della Campania, guidata dal centro-sinistra, che autonoma non è. La nostra specialità è sicuramente un valore enorme, intoccabile e sacro, ma quando ci sono dei temi che travalicano inevitabilmente anche i confini della regione, si tratta un tema a livello nazionale. Trattarlo a livello locale, secondo me, in questo momento è riduttivo. Friuli Venezia Giulia, voglio ricordarlo, è una regione a statuto speciale. Noi godiamo di una specialità che ci dà anche una potestà primaria in tema di legge elettorale e noi vorremmo esercitarla. Resta infine il discorso del piano oncologico che ha creato problemi non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche nella coalizione di centrodestra, spaccando addirittura un partito, Fratelli d'Italia, sulle nomine dei direttori della destra Tagliamento e il nuovo ospedale di Pordenone. In questo caso si tratta della salute dei cittadini, a cui interessa certamente più una sanità efficiente e di qualità che il terzo mandato. Questo è anche, diciamo, giusto quanto riferisce poi Francesco Pezzella alla fine del servizio. Poi cosa interessa al cittadino è la qualità del servizio, più che il fatto che magari ci sia nuovamente un governatore che può fare un terzo mandato. Però il tema è diventato politico. Esatto, riallacciandomi però al discorso della qualità del servizio, il Presidente Fedriga è bravo e secondo me non è che va cambiato solo perché c'è un limite, diciamo. Noi in questo senso abbiamo la facoltà come regione a statuto speciale di modificare questa norma e penso che, come diceva anche il segretario del mio movimento politico a livello regionale Dreosto, penso che sia giusto che la esercitiamo senza anche aspettare le lungaggini di Roma, eccetera, anche perché ritengo che sia molto importante una questione di continuità amministrativa. Allora è chiaro che se il Presidente sa che può avere davanti altri 5 anni, allora imposta in un certo modo, anche forse più a lungo termine. Se invece ne ha di meno, chiaramente imposta, cioè, ci vuole chiarezza, ecco, ci vuole chiarezza e penso che chi in questo momento getta, diciamo, fa più fuoco, ecco, non fa il bene della coalizione, non fa il bene soprattutto del Friuli Venezia Giulia, i cui cittadini, come diceva anche lei, non è che sono così interessati a queste quisquiglie politiche che spesso sono anche di carattere, diciamo, più di poltrone, ecco. Quindi no, il terzo mandato per il nostro Presidente secondo me è una cosa dovuta, anche perché, voglio dire, trovatemi nella storia intanto non c'è mai stata una riconferma da quando abbiamo
l'elezione diretta del presidente della regione non c'è mai stata una riconferma di un presidente. Consecutiva, sì. Infatti si aveva timore, insomma, anche scaramanticamente che questo non accadesse, invece è successo. E poi, insomma, trovatemi un presidente che abbia affrontato un periodo così difficile come è stata la consigliatura o legislatura, che dir si voglia, dal 2018 fino al 2023, con guerre, pandemie e quant'altro, e crisi economiche correlate, quindi diciamo che ha dimostrato di saper governare la nostra regione anche nei momenti più difficili, e penso che meriti la riconferma. Allora andiamo a sentire una telefonata. Buongiorno. Buona giornata, dottor Bernardo e l'amico Ivo Gerbassi. Sono Claudio Valentini. Buongiorno Claudio. Ciao Claudio. Buongiorno, ciao caro Ivo. Allora, io ho fatto numerose richieste da Sveglia Trieste per riqualificare il Colle di San Giusto con Alabarda, fatta di pietre colorate, per intenderci, di rosso e bianco come c'è già in costiera. E so che è nel programma della giunta comunale, ma ti chiedo Ivo se sai quando verrà realizzato, perché questa è una storia lunga. Grazie per la tua risposta. Bernardo, mi permetta di fare gli auguri ai suoi colleghi Chiara e Federico, che come ieri ho sentito da Ferdinando Avarino, vice direttore, inizieranno da Pordenone a trasmettere lunedì 13 alle 18:15 il telegiornale sul canale 12 del telecomando. Auguri a Media Nord-Est per darci sempre più informazioni. Conoscere per deliberare, diceva quel tale tanto tempo fa. Grazie di cuore. Grazie Claudio. Ciao Claudio. Grazie, estendo l'augurio anche io ai nostri colleghi, a Federico De Rosse e a Chiara Floriduzzo, che in questa settimana, come abbiamo detto ieri col vice direttore al termine del telegiornale serale, si stanno in qualche modo orientando in un territorio che conoscono bene perché sono entrambi pordenonesi, ma lo stanno approcciando in maniera diversa, in maniera giornalistica, quindi con i contatti, con le dovute attenzioni alle realtà, che siano forze di polizia, la politica locale o gli enti pubblici o tutte quelle realtà che si occupano del volontariato. Una volta che avranno in mano anche i contatti, il territorio, le dinamiche, cominceranno la prossima settimana anche con delle edizioni del telegiornale, quindi come dire la famiglia si allarga e copre un territorio più vasto, quindi in bocca al lupo ai colleghi, ma noi ci sentiamo quotidianamente, quindi lo sanno che hanno anche l'apporto e il supporto di Trieste con Tele4 e di Udine, in particolare di Udine con TV12, essendo poi più vicina territorialmente parlando. Gerbassi, sulla allora risposta in bocca al lupo anche da parte mia, insomma, anche perché giovani, quindi super in bocca al lupo. Che hanno dato anche una nuova linfa, come anche i nostri colleghi giovani che fanno parte del reparto tecnico. Comunque, Visintin le chiedeva del Colle di San Giusto, l'alabarda famosa che era stata io sono sempre più che favorevole, insomma, che venga fatta, anche perché è un simbolo identitario della nostra città, no? Come quando entriamo con l'auto, insomma, in strada costiera e la vediamo e penso che si potrebbe anche rimetterla lì, c'era, no? Io adesso era il rosetto. Ho ricordi di fotografie, ovviamente non l'ho mai vista, ma so che c'era e per me, insomma, il simbolo della nostra alabarda è fondamentale, no? E quindi con me sfonda una porta aperta, ecco, perché chiaramente io sono molto a favore dell'identità triestina e giuliana. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno, prego. Dottor Gugliotta, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno. Mi scuso, ma è la prima volta che vedo il giovanotto là con lei e quindi vedo che è della Lega. Volevo sapere che certamente gli avranno fatto una scuola politica, quindi gli avranno insegnato tantissime cose, soprattutto Politori, il presidente Fedriga. Perché vede, Fedriga ha fatto un bel intervento nel 2014 quando è stata emanata quella legge che già è illegale, la 190, sul Portofranco Nordetto Portovecchio, sulla demanializzazione. Allora, qua ieri era la festa del tricolore, una bellissima bandiera di un bellissimo paese, con una popolazione che nella gran parte è una popolazione attiva, operosa, che si è fatta onore anche, a parte alcune frange mafiose, diciamo, si è fatta onore nel mondo. Però
Qua vengono violate le leggi e la Costituzione. Quando io parlo di legge e Costituzione, tutti quanti cercano di defilarsi, non la conoscono, la legge 3054 che fa del trattato di pace legge della Repubblica Italiana, la legge 190 sulla demanializzazione. Guardi, io consiglio a tutti quanti, no, visto che parliamo del territorio libero di Trieste, di comportarsi in una maniera più sveglia e onesta. Basta tirar fuori l'articolo dell'11 dicembre sulla Voce di Trieste o il Corriere di Trieste. È scritto in modo chiaro, semplice, capibile da tutti cosa sta succedendo nel nostro territorio, che causa miseria e dolore in tante famiglie, perché tanti giovani devono lasciare questa città perché non trovano lavoro. Tantissimi lavori sono anche sottopagati, non danno un futuro a nessuno. Gente di 30-40 anni che porta i panini in giro. Quando avranno 60-70 di cosa vivranno? Della carità, del pacco giornaliero di viveri, in continuazione alla Caritas, il territorio. Ma sentivo già la telefonata disturbata da poco fa e probabilmente il Ceppocalino, non lo so cosa. Comunque insomma abbiamo sentito buona parte di quello che era il messaggio del telespettatore che ci ha telefonato, Fulvio, che richiama in causa la questione di Trieste fondamentalmente. Sì, lo ricordiamo spesso, lo ricorda spesso il nostro segretario provinciale Polidori, e noi abbiamo cominciato come Lega, non io ovviamente, negli anni 90 a fare politica con lo slogan Trieste città franca, no? E in questo senso siamo sempre andati avanti con coerenza. Naturalmente spesso abbiamo avuto percentuali magre anche alle votazioni, altre volte abbiamo avuto percentuali più ampie, però sicuramente come Lega Trieste noi siamo per avere per vedere rispettato il diritto internazionale e quindi anche quelle prerogative speciali che sono state date alla nostra città, in virtù anche di una situazione dove eravamo rimasti dopo il secondo conflitto mondiale di oggettiva difficoltà. Ecco, se ne parlava prima fuori onda, ma insomma la nostra città per lunghi anni è stata tagliata fuori dalla cortina di ferro e proprio per questo non ha avuto lo sviluppo sperato, e quindi questi strumenti che ci sono stati dati andrebbero sicuramente applicati per far crescere da un punto di vista economico Trieste. Dunque, una mail che è arrivata una quindicina di minuti fa. Buongiorno a tutti, sono Giuliano. A proposito di piscina terapeutica, come mai invece di rifare il tetto è stata completamente abbattuta? È come se mi cadesse il tetto a casa e invece di ricostruirlo abbatterei tutta la palazzina. Grazie e buona giornata. Quindi credo che c'erano questioni strutturali da dover rivedere. È una questione tecnica, nel senso che ovviamente i tecnici hanno deciso questo intervento. Certamente c'è la volontà di avere la piscina, ma c'è anche il discorso che questa deve essere in sicurezza, insomma, si vogliono evitare tragedie, non possiamo, cioè quando un tecnico dà un parere, quel parere va anche ascoltato, no? Perché è per il bene dei cittadini, dell'opera e dell'intera comunità. Altra telefonata può essere? Avevo visto il segnale prima? No, niente, come ho detto. Prima si parlava di infrastrutture e trasporti, anche diciamo di un isolamento che Trieste ha subito soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, che poi è tornato a una normalità fondamentalmente. Oggi, leggo dal Piccolo, il trasporto, e parliamo però di trasporto passeggeri, c'è una bella differenza col trasporto commerciale, certo, sta vivendo di una situazione positiva, quello aeroportuale, quello ferroviario, ma anche quello su gomma. Obiettivo 2 milioni di passeggeri nel 2027, Trieste Airport mira a rotte su altri hub. Poi viene fatto tutto un vademecum anche di quelli che sono stati gli aumenti del traffico, parliamo aeroportuale, l'evoluzione del traffico passeggeri dal 2019 al 2025, in questo quadrato bianco gli anni del Covid, 20, 21, in buona parte, anzi in parte, diciamo non buona, ma in parte anche il 22, dal 2023 alle previsioni del 2025 i dati sono molto buoni, Gerbassi. Sì, bene, sicuramente il nostro aeroporto della nostra comunità regionale, che è l'unico che c'è, il Trieste Airport,
è una grande risorsa che va implementata il più possibile, con quante più rotte possibili, ma questo naturalmente il management dell'aeroporto lo sa meglio di me, anche con collegamenti con quelli che sono gli hub europei, no? Penso a Francoforte, penso a Monaco. Una risorsa importante e fondamentale per il nostro territorio, che tra l'altro in un contesto nazionale in cui ci sono forse troppi aeroporti, perché ci sono anche alcune zone del Veneto in cui ce ne sono veramente uno attaccato all'altro, sì. Noi ne abbiamo pochi, diciamo, cioè abbiamo il nostro unico e quindi quell'unico che abbiamo va sviluppato e implementato al meglio possibile, anche perché diventi in qualche modo l'aeroporto di riferimento non solo per Trieste, Udine, Gorizia, eccetera, ma anche per l'intera, tra virgolette, Alpe Adria, no? Perché naturalmente a un carinziano può far comodo venire a Trieste piuttosto che dover andare fino a Vienna o da altre parti, e anche uno sloveno che abita magari a Nova Gorizia, eccetera, può far sicuramente comodo, ecco, ovviamente avrà sempre la concorrenza dell'aeroporto di Lubiana, però è in un'area secondo me favorevole, ecco, allo sviluppo, tant'è che mi era capitato tantissimi anni fa in Irlanda di aver conosciuto un ragazzo e così gli ho detto che venivo da Trieste e mi ha detto ah sì, Trieste la conosco perché ho preso un aereo per andare in Croazia e siamo arrivati a Trieste, quindi okay. Sì, naturalmente c'è anche sicuramente avere un aeroporto che funziona, poi anche un modo per generare anche indotto sul territorio, perché poi uno si ferma, vede la nostra città, la nostra regione con le sue bellezze, ecco, impara a conoscerlo. Aeroporto, poi dicevo Terza Corsia che finalmente ha avuto un suo epilogo, soprattutto nel tratto più limitrofo a Trieste, poi ci sono altri lavori che invece sono più nella zona di confine con il Veneto, e poi Ferrovia, che sappiamo essere un punto di forza soprattutto per i traffici portuali. Sì, diciamo che la nostra ferrovia da un punto di vista, il nostro collegamento ferroviario da un punto di vista commerciale è molto forte. Il collegamento invece da un punto di vista di trasporto passeggeri diciamo che è ancora un po' a rilento, ecco, adesso proprio mi pare a novembre è venuto il ministro dei trasporti Salvini e ha detto che verrà implementata finalmente la velocità della linea tra Trieste e Venezia, che è un intervento che stiamo aspettando da troppo tempo. E dopo naturalmente l'auspicio è che dalla stazione di Trieste, così come accadeva in altre epoche, diciamo, si possa anche andare in maniera veloce, quindi non mettendoci l'intera giornata, anche verso le altre città dell'area centroeuropea, dell'area mitteleuropea, no? Quindi penso a Lubiana, penso a Vienna e quant'altro, no? Naturalmente sarebbe un punto estremamente importante per la nostra città per essere collegata. Altra telefonata, buongiorno. Dottor Gullotta, buongiorno al suo ospite. Buongiorno. Allora, io capisco che Trieste è stata dolorosamente punita col trattato iniquo del 10 febbraio 1947. Perché non si toglie un entroterra naturale a tutta la città, ma noi eravamo perdenti e abbiamo dovuto accettare, perdendo un'intera regione italiana con le province di Pola, Fiume e Zara. E questo chiudo. Però non è facile amministrare una città come Trieste, che per secoli è vissuta in pace, multireligiosa, con gente di tante razze che lavoravano qua, eccetera, eccetera. Ma adesso la cosa più importante è che nessuno si preoccupa. Per esempio, perché fare le vie aeree con la contestata funicolare? Ci sono le strade di Trieste che sono impercorribili a quei disgraziati cittadini che siamo noi, che dobbiamo camminare anche per le cosiddette rampe. Io direi all'assessore addetto alle strade di venirsi a fare una passeggiata per Scala Santa, per tutti i vicoli che si intrinsecano lungo la collina del Monte Belvedere oppure Monte Radio, come viene popolarmente chiamato. Io mi dico, ma non potrebbero prima pensare alle strade? Io dico, quelli che fanno gli assessori alle strade, l'assessore deve essere una persona competente, un ingegnere delle strade,
perché non si può dare a uno che, con tutto rispetto, un ragioniere, assessore, e che venga a vedere le strade, non ci capisce niente. Non è facile fare l'assessore delle strade, ho capito, però ci vuole mestiere. Una volta le persone che ci governavano avevano il mestiere. Per esempio, nessuno in Italia sa che il Ministero della Sanità una volta fino al 58 si chiamava Alto Commissariato dell'Igiene e Salute Pubblica e nel 58 fu trasformato il Ministero della Sanità e il primo ministro, aprite bene le orecchie, non era un economista, non era un giudice, era il professor Vincenzo Monaldi, che era una grande autorità nel campo della pneumologia e della tubercolosi, conosciuto in tutto il mondo, è direttore del sanatorio di Napoli. Non è che sia dato il ministero nuovo a uno che faceva, con tutto rispetto, l'architetto, l'ingegnere, il geologo. Chiaro. Mi ha capito? Sì, assolutamente. Questa è la storia. Venite, io dico, ma perché io non ho mai visto, io abito qua sul monte, cammino, adesso cammino un po' di meno perché ho la mia età, però ci sono pieno di buche. La via Bonomea, che è diventata una strada di traffico e non dovrebbe, per la sua posizione, perché così ripida, eccetera. Sì, certo. Devono venire a vedere, si sta tutta rompendo, cioè allora non devi dare il permesso di costruire case in posti impervi se non dai al cittadino la possibilità di avere una strada, almeno per venire un'ambulanza o un camion dei pompieri. Signora, messaggio molto chiaro, adesso facciamo magari dire due parole anche al nostro ospite. Ho capito che simpatica Lobovia, tanto a me non dà fastidio dove abito. Io lì apriamo un capitolo molto più ampio. Perché prima di fare un nuovo via dovrebbero studiare la collina. Ma lì guardi, fra l'altro oggi c'è anche una conferenza del Comitato Nuovo Via, quindi sicuramente torneremo a parlarne. Signora, la devo salutare perché ho i tempi che stringono, così facciamo rispondere a Garbassi che poi andremo in pubblicità. Grazie della telefonata e anche dello spunto che verteva principalmente su una manutenzione stradale che secondo la signora deve essere più precisa. Va bene, insomma, prendiamo atto di quello che dice la signora e cerchiamo di migliorare per il futuro. Ecco, poi mi sento comunque difendere la giunta perché sono tutte persone che fanno il loro meglio e che hanno fatto in questi anni esperienza, e credo che cercano di fare il meglio, naturalmente in un contesto cittadino che è complesso, che è grande. Abbiamo mi ricordo, il sindaco dice sempre il numero dei chilometri 300.000, ecco, 300.000 chilometri di marciapiedi e quant'altro, quindi naturalmente io capisco poi per ognuno il problema sotto casa sua diventa chiaramente il problema più grande. Purtroppo un'amministrazione comunale si trova a fronteggiare tantissimi problemi. Abbiamo parlato prima di Barcola, no? Che era un disastro, allora fin quando era, nel senso un disastro quando c'è stata la mareggiata e quindi fin quando era completamente distrutta, perché non fate Barcola? Magari, quindi bisogna sempre contemperare gli interessi, non è sempre semplice, ma è giusto che il cittadino segnali perché poi dalle segnalazioni naturalmente si prende spunto e si cerca di migliorare le cose. Salutiamo Ivo Gherbassi, lo ringrazio anche per essere stato nostro ospite, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco in compagnia di Zeno Saracino. Sveglia Trieste, buongiorno e ben ritrovato anche a Zeno Saracino, giornalista e docente, esperto di storia e cultura triestina. Buongiorno. Grazie, è sempre un piacere. Di cosa parliamo oggi? Della comunità britannica a Trieste, intesa come comunità che si è insediata già da diverso tempo. Quando, per l'esattezza? In quest'ambito, allo stato attuale, abbiamo naturalmente una comunità mista, perché vi sono alcuni inglesi, alcuni americani, quanto loro si definiscono expat, quindi persone che giungono a Trieste
e essenzialmente trovano un ambiente confacente per il proprio lavoro, ad esempio lavoro a distanza o lavoro in ambito solitamente tecnico-scientifico. Le prime tracce degli inglesi a Trieste risalgono in realtà al 1300, quando abbiamo alcuni riferimenti a mercenari di passaggio, arcieri, che erano la specialità dell'Inghilterra del tempo, alcuni cavalieri templari, anche se sono notizie da prendere cum grano salis, anzi con un intero salario quando si tratta di templari, però vi sono alcuni riferimenti ad inglesi di passaggio. Però la nascita della comunità britannica si colloca sicuramente nel Settecento. In realtà noi parliamo di britannici, però la Gran Bretagna naturalmente include diverse, se vogliamo, diverse nazioni al suo interno, e una componente importante è data ad esempio dagli scozzesi. Ad esempio il capitano, il responsabile della Suprema Intendenza Commerciale dell'Adriatico di Trieste a inizio Settecento, all'epoca ancora di Carlo VI, quando la città provava a trasformarsi in una città emporio, in una città mercato, provava a diventare il porto dell'Austria, era proprio uno scozzese. Era il conte Hamilton, che non ci deve sorprendere questo fatto, ovvero che l'Austria avesse scelto di porre ai vertici delle proprie autorità commerciali uno scozzese, perché naturalmente chi era la potenza marinara per eccellenza che si era sviluppata tra 600 e 700? Era l'Inghilterra. Per cui gli inglesi, ancora prima di avere il vantaggio della rivoluzione industriale, erano anche una potenza marittima e come tali anche avevano le competenze specialistiche per navigare sui mari. Per cui l'Austria, quando muove i suoi primi passi, quando prova ad affacciarsi al mare Adriatico e a intessere una rete di rapporti commerciali, si rivolge anche a inglesi, a persone specializzate. E ci dà anche la distanza di quanto la Trieste dell'epoca di inizio Settecento fosse ancora una città molto povera, in fatto che questo scozzese, il conte Hamilton, a capo della Suprema Intendenza Commerciale, era tra i pochi che aveva un cocchio di cavalli, cioè aveva dei cavalli personali a sua disposizione con una carrozza, ed era noto a Trieste proprio per questa ricchezza ostentata. E il conte Hamilton mosse i primi passi per cercare di trasformare Trieste in una città portuale, quindi la comunità britannica inizia a formarsi in questi primi decenni. Quindi una comunità britannica che punta al mare. Esatto, sì, in questa prima fase nel Settecento abbiamo una presenza da un lato di mercanti o di persone specializzate, per cui persone che hanno avuto esperienza nel commercio o anche nella gestione di flotte, che in parte sono presenti tra i ranghi delle autorità austriache, quindi ruoli che oggigiorno definiremmo pubblici, e in parte sono presenti a Trieste perché attirati dalle possibilità del porto franco. E accanto a ciò abbiamo anche la presenza specialmente di marinai, perché naturalmente l'Austria nel momento in cui sceglie di avere una propria flotta, sceglie di rivolgersi in un ambiente marittimo commerciale, ha bisogno di marinai. E l'Inghilterra pagava in realtà assai poco i suoi marinai, era un mestiere considerato abbastanza basso, nonostante fossero persone altamente specializzate. Per cui abbiamo un flusso, specie a metà Settecento, di inglesi che giungono a Trieste e sono marinai che spesso anche abbandonano quelle che sono le navi inglesi che attraccano nel porto e si arruolano tra i ranghi dell'Imperiale Regia Marina. Ed è un elemento interessante, addirittura gli inglesi si lamentano a Londra che l'Austria sta rubando loro i marinai, sta sottraendo personale. Sta rubando la manodopera. Esatto, in quanto semplicemente l'Austria offriva salari molto più alti. E in quest'ambito quindi si crea questo primo nucleo, l'elemento più importante è dato senza dubbio dai mercanti. E vi è anche l'elemento religioso, abbiamo la comunità ebraica, greca, che poi si separerà e diventerà anche la comunità serbo-ortodossa verso l'ultimo quarto del Settecento, e gli inglesi naturalmente sono di religione anglicana. In questo primo periodo, nel Settecento, non essendo mai con un numero rilevante, siamo intorno a 100-120 persone, essenzialmente si appoggiano alla confessione elvetica, che aveva la sua sede in quella chiesetta romanica a fianco della chiesa di Santa Maria Maggiore. Per cui la confessione elvetica offre un primo rifugio a coloro che vogliono professare
la religione anglicana. Solitamente poi l'alveo protestante è abbastanza accogliente, per cui alcuni elementi sono simili, essenzialmente ad esempio il fatto che non vi è il sacerdote, ma vi è la figura del pastore o la lettura della Bibbia, vi sono elementi molto simili. E in questo ambito per cui si crea questa prima comunità verso il tardo Settecento. Abbiamo poi una frattura importante che è data naturalmente dalle occupazioni napoleoniche. Certo. Per ovvia ragione gli inglesi fuggono da Trieste, i mercanti che si erano stabiliti abbandonano le ville, i diversi possedimenti, e in quest'ambito la rinascita della comunità si colloca a inizio Ottocento. Quindi dopo un periodo in cui hanno deciso di lasciare la città. Esatto, sì. Il periodo napoleonico è una frattura, perché naturalmente molti cittadini anche di cittadinanza austriaca, serbo-ortodossi, greco-ortodossi, vedono anche i loro beni confiscati dalle autorità napoleoniche. E si può bene immaginare che cosa sarebbe successo anche ai mercanti inglesi, essendo l'Inghilterra il nemico per eccellenza, certo, del piccolo caporale, come definivano gli inglesi Napoleone, no? Per cui segna una frattura, però la comunità si ricompone abbastanza velocemente a inizio Ottocento. Sempre puntando, diciamo, a mercanti e naviganti, oppure subentrano nuove figure? Questa è una domanda molto intelligente, perché tra fine esatto, tra fine Settecento e inizio Ottocento si colloca proprio bene, perché tra fine Settecento e inizio Ottocento che cosa è successo nel frattempo in Inghilterra? No? È successa la rivoluzione industriale. Certo. L'Inghilterra non ha di per sé un'eccellenza tecnica o una superiorità di qualche genere, specialmente è la prima nazione a industrializzarsi, per cui mantiene questo primato per tutto l'Ottocento, perché è un primato temporale, no? Essendo la prima nazione che ha una potente industria, riesce a mantenere poi il predominio fino all'avvento degli Stati Uniti o anche della Germania a livello di grandi industrie. E in quest'ambito a inizio Ottocento ne abbiamo una traccia anche a Trieste, perché Trieste, avendo una comunità britannica, riesce a, se vogliamo, a bruciare i tempi, ad anticiparli, perché siamo verso il 1810-1819, quando John Allen, un mercante inglese, fonda la prima società di navigazione a vapore, quindi la prima società con i panfili, con i primi motori a vapore per la navigazione. E questo anticipa ad esempio il panorama italiano, dove simili società giungeranno 10 anni dopo. Trieste, grazie alla comunità britannica, anticipa la rivoluzione industriale di circa 10-20 anni, almeno nell'ambito della navigazione. Certo, no? certo. Ad esempio alcune date che danno l'idea anche della distanza, dello stacco che si crea con l'Inghilterra. In Inghilterra abbiamo i primi tram a cavalli, quindi binari su cui abbiamo dei tram che vengono semplicemente trainati, ippotrainati, a inizio Ottocento. I primi tram a cavalli a Trieste giungono nel 1877, quindi 70 anni dopo, dall'idea della distanza. La prima illuminazione a gas, anch'essa con un ritardo di circa 30 anni, no, rispetto all'Inghilterra. Invece nel caso della navigazione a vapore, grazie a John Allen, si riescono ad anticipare i tempi, siamo quasi in contemporanea con l'Inghilterra. Ed è un elemento fondamentale che viene raramente citato, perché la società di John Allen poi confluisce nel Lloyd austriaco. Per cui si crea un effetto a catena, no? Quindi è un elemento molto interessante. Verso l'inizio dell'Ottocento la comunità britannica raggiunge circa 150 persone, per cui un numero piuttosto ristretto, però un numero sufficiente per chiedere ufficialmente di essere riconosciuti come nazione e come confessione anglicana. E questo è un altro elemento interessante. All'epoca il responsabile inoltre alla richiesta a Vienna, Vienna la autorizza nell'arco di poche settimane, però la comunità anglicana nasce diversi anni dopo. Come mai? In quanto la richiesta deve essere convalidata anche a Londra e la Chiesa anglicana invece aspetta diversi anni.
Ma per un motivo preciso? Essenzialmente per lungaggini burocratiche, sembra. Sì, per cui vi è questo paradosso che l'Austria autorizza immediatamente la Chiesa anglicana e invece la Chiesa anglicana stessa a Londra che ritarda, rallenta, eccetera. Dobbiamo andare in pubblicità, quindi ci fermiamo per qualche minuto, torneremo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, chiedo un attimo di pazienza a Zeno Saracino perché c'è una notizia che leggiamo da Trieste prima che esula dal discorso di cui stavamo parlando poco fa, perché c'è stata un'altra fuga di monossido, evacuata una palazzina, in 8 all'ospedale, 8 ospedalizzati ma senza sintomi, i soccorsi sono stati chiamati perché un rilevatore si è attivato. Andiamo a leggere. Fuga di monossido di carbonio si è verificata nel centro cittadino, è successo nella notte tra il 7 e l'8 dicembre a una palazzina civico 13 di via Torre Bianca. 8 persone sono state evacuate e portate in ospedale, ma nessuno di loro presenta sintomi. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Stando a quanto si apprende, il rilevatore era installato in un bed and breakfast, in quel momento chiuso, situato nel palazzo stesso. Simili dispositivi sono infatti previsti per legge nelle strutture ricettive. Il proprietario ha così avvertito i soccorsi da remoto. Per tutti i ricoverati gli esami medici hanno accertato la positività al gas potenzialmente letale, ma non a livelli da camera iperbarica. Bassi anche i livelli di gas rilevati nell'ambiente. Si tratterebbe infatti di una piccola perdita, le cui cause devono essere ancora accertate. Trieste Prima riporta che la notizia poi sarà aggiornata quando ci saranno novità in merito a questo nuovo episodio di una fuga di monossido a Trieste. Lo ricordiamo che nella notte fra il 30 e il 31 c'è stata quella letale in via Crispi che ha causato il decesso di una persona che era proprio all'interno della stabile della via Crispi stessa. Torniamo agli argomenti invece della nostra puntata, il nostro appuntamento con Zeno Saracino, che sono relativi in generale alla storia, alla cultura triestina, nello specifico invece di oggi la presenza e la traccia, ma anche l'importanza che hanno avuto da un punto di vista imprenditoriale, portuale e di altre attività le comunità britanniche. Ci eravamo lasciati prima della pubblicità a quelle che erano le innovazioni che dall'Inghilterra avevano portato anche a Trieste in virtù della rivoluzione industriale, e quindi nuovi sistemi per la mobilità, nuovi sistemi industriali e di produzione dei materiali. Cosa hanno portato in termini anche di sviluppo economico a Trieste gli inglesi in quell'epoca? Allora, vi è l'elemento dei mercanti, naturalmente dei commercianti, che attirati dalle possibilità del Porto Franco giungono a Trieste dal Settecento, ma in particolare dalla prima metà dell'Ottocento. E quale luogo scelgono per stabilirsi? San Vito e Chiarbola, quindi in realtà anche la zona di Tele4. E in questo caso non deve sorprenderci, perché all'epoca questa zona era un territorio rurale, di campagna, verdeggiante, era a volte anche considerato il luogo della villeggiatura nei mesi estivi, e la prima villa di questo genere, tra le prime, è la Bora Hall, proprio qui vicino, oggigiorno utilizzata a scopo alberghiero, dove vi fu anche una visita d'onore, perché l'ammiraglio Orazio Nelson, il grande avversario di Napoleone, la visitò nell'agosto del 1800. Era chiamata Bora Hall da parte del proprietario inglese, perché la Bora tutt'oggi scorre molto impetuoso in quella zona, per cui soffriva, secondo le sue testimonianze, anche un freddo piuttosto intenso. E la Bora Hall poi venne recuperata da un mercante inglese, George Moore, un mercante spregiudicato, definito così anche dagli stessi inglesi, però forse proprio per questo molto abile negli affari e nei commerci, che rapidamente si fece una nomea a Trieste, divenne uno dei più importanti mercanti dell'epoca, e George Moore ad esempio teneva nella Bora Hall un grande quadro che raffigurava proprio Orazio Nelson, che decorava con delle corone d'alloro nelle occasioni di Waterloo e Trafalgar, negli anniversari dei conflitti. Quindi vi è l'elemento dei commercianti, la Bora Hall, la famiglia Davis, naturalmente l'ultima erede, Sarah Davis,
sarà colei che finanzierà il mercato coperto come ultimo lascito nei confronti delle venderigole, e accanto ai mercanti vi è l'elemento industriale. Nella seconda metà dell'Ottocento, che se vogliamo, a mio parere personale, l'ultima fase in realtà della comunità britannica a Trieste come comunità consistente, la comunità raggiunge le 250 persone, che è l'apice quantitativo. E in questo caso non sono più marinai, è scomparso l'elemento marittimo, i commercianti si sono ormai diluiti in quello che è l'elite del periodo, l'elite commerciale, e vi sono invece tanti tecnici industriali, oggigiorno li definiremmo operai specializzati, per cui ferrovieri, addetti ad esempio alle diverse industrie del luogo. A inizio Novecento, ad esempio, a Monfalcone, dove i Kosulic hanno iniziato a impiantare quella che diventerà poi il colosso cantieristico monfalconese, abbiamo proprio sul piccolo che ci si lamenta che vi sono troppi stranieri tra gli operai. E questi stranieri, si chiarisce, sono inglesi, in quanto gli inglesi avevano le competenze tecniche necessarie per la costruzione specie delle prime navi con scafi in ferro. E in quest'ambito per cui vi è anche una presenza, se vogliamo, di un ceto operaio però ben specializzato, ben retribuito, che rapidamente tende a mescolarsi in quello che è l'entroterra triestino. Per cui verso la seconda metà dell'Ottocento la Chiesa anglicana è ben frequentata, vi è anche per un breve periodo una scuola inglese, una scuola di lingua inglese, però nelle cronache del periodo i genitori già si lamentano che i figli, la seconda generazione, parlano un inglese bastardizzato, un inglese che è molto più triestino che inglese, per cui lentamente si stanno amalgamando con quella che era la società del periodo, per cui la comunità britannica a questo livello come comunità popolare, non come alte figure ufficiali, commercianti, eccetera, si mescola presto anche con la società triestina. E in quest'ambito vi è una figura di un colosso che in realtà oggigiorno non è più ricordato. E siamo nella zona oggigiorno di Campo Marzio, per cui nella zona di Campo Marzio, Chiarbole inferiore, vi è la figura di questo commerciante, ma anche industriale, all'epoca si parlava di barone del vapore, per definire queste figure, John Iver Borland, che giunge a Trieste e a differenza di altri commercianti investe pesantemente nella città. John Iver Borland si spinge a definire, in un momento di particolare entusiasmo, Trieste la seconda Liverpool, quindi Trieste come una città a tutti gli effetti inglese, in quanto vede che vi sono le possibilità per uno sviluppo industriale molto intenso. E John Iver Borland realizza nella zona di Campo Marzio un molo con strutture anche industriali, ad esempio delle gru per sollevare le merci, il molo Borland che verrà poi interrato, corrisponde a una zona vicino al Lazzaretto Vecchio dove vi era un tempo il Museo del Mare, e realizza in particolare 3 grandi magazzini nella zona di Campo Marzio. Se avete presente, presso Campo Marzio, a fianco di quella che una volta era la sede del piccolo, oggigiorno di Aldi, se ricordo bene, di Lidl, ecco, nell'ambito dell'impero dei supermercati, e abbiamo una via piuttosto stretta, piuttosto ben delimitata, vediamo se... Sì, adesso la apriamo, sì. Allora, ci sono via Reni, ma non credo che sia quello l'oggetto della discussione, penso che sia più Androna Campomarzio, immagino, questa strada qua. Esatto, sì, questa strada di Androna Campomarzio, vedete a fianco, qui Google Maps non è aggiornato perché hanno completato la ristrutturazione, sì, è vero. Il magazzino a sinistra, i 3 magazzini a sinistra, sono i magazzini costruiti da Borland. Ma questi più avanti o quelli più indietro? Sono tutti e 3, sono 3 lunghi magazzini di grandi dimensioni, sì. In particolare l'ultimo è quello meglio conservato, gli altri sono stati più volte modificati, mentre invece a destra vi erano all'epoca essenzialmente delle scuderie. Infatti tutt'oggi abbiamo su alcune delle architravi l'immagine di alcuni cavalli. Oggigiorno
assai adeguatamente sono stati convertiti a officina, per cui non più diciamo, cavalli del motore. Okay. Però la funzione in un certo senso è rimasta, questo è un elemento interessante. Ed è una via poco considerata, però se ci si riflette, se si visita Londra o Manchester o, ricordando Borland, Liverpool, avrete atmosfere molto simili, perché non abbiamo edifici di grandi dimensioni, ma abbiamo edifici abbastanza bassi, vi sono simili strutture, specie a livello anche di strutture architettoniche, che sono tipiche della prima rivoluzione industriale. In particolare i 3 magazzini hanno dimensioni, specie l'ultimo, notevoli. Hanno un volume degli spazi all'interno di grandi dimensioni, quasi un open space, al cui interno si svolgevano diverse attività. Questi 3 magazzini verranno poi riutilizzati dal Lloyd austriaco. Fino agli anni 30 del Novecento questa via era bloccata anche da un apposito cancello ed è, se vogliamo, una delle prime officine del Lloyd, in cui si fabbricavano le prime caldaie, i primi motori, le prime lavorazioni meccaniche. E John Iver Borland investì pesantemente in quest'area. Inizialmente comperò quella che era una villa di Murat, perché nel periodo napoleonico abbiamo diversi parenti, ma anche diversi generali di Napoleone che giungono a Trieste, e nel periodo successivo abbiamo anche la presenza degli esuli napoleonici, che naturalmente non possono più risiedere nella Francia che è ritornata alla vecchia monarchia reazionaria e successivamente la monarchia orleanista infine al 1848, per cui abbiamo diversi esuli napoleonici e di solito quello che succede è che gli esuli si impoveriscono o si trasferiscono, ad esempio a Gorizia, e in quest'ambito i mercanti inglesi acquistano le diverse ville. E Borland in questo caso acquistò la villa di Murat, che era un possedimento di grandi dimensioni che rinominò in Villa Borland. E l'elemento interessante è che Borland investì molto più di quanto avrebbe dovuto, nel senso vedeva nella città una possibilità di sviluppo nella quale riposa anche la sua fiducia. Abbiamo circa 10 progetti edilizi di Borland nella prima metà dell'Ottocento. Ad esempio Borland sbancò, cioè scavò parte della collina di Sant'Andrea per ricavare la zona di Campomarzio, investì nel passeggio di Sant'Andrea, costruì la prima parte di Via Franca, per cui rimodellò tutta quell'area. Però Borland all'apice della sua attività si trasferì addirittura nel Palazzo Carciotti, vendette parte della Villa Borland per cercare anche di ripagare questi investimenti, e l'intera operazione si basava anche sul fatto che avrebbe potuto vincere quelli che oggigiorno definiremo dei concorsi pubblici da parte del comune, alcuni bandi, solo che successe quello che succede sempre nelle piccole città, perché Trieste rimaneva comunque una città di medie dimensioni, ovvero naturalmente questi bandi vennero vinti da triestini locali. Certo. Borland era pur sempre una presenza estranea e Borland, a seguito di questa perdita, dopo essere caduto anche in rovina finanziaria, prese i figli e se ne tornò in Inghilterra, disse che non avrebbe mai messo piede più a Trieste, per cui l'idillio si interruppe. E dopo lui cedette tutte le sue proprietà? In questo caso sì, vendette tutte le sue proprietà, infatti la zona di Campomarzio divenne del Lloyd, no? Era già in parte del Lloyd austriaco. E Borland rientrò in Inghilterra, dove ebbe poi alcuni anni dopo un infarto, perché comunque era un workaholic come persona, sembra che lavorasse intorno alle 12 ore al giorno. Però è una figura interessante perché non viene mai menzionata, ma essenzialmente è anche la prima rivoluzione industriale di Trieste. Avevamo visto in passato, se ricordo bene, la Torre dei Pallini. Sì. Volendo, Torre dei Pallini e Campomarzio sono le prime tracce industriali e in questo caso abbiamo un collegamento diretto coi britannici. Dobbiamo andare nuovamente in pubblicità, breve pausa e torneremo per gli ultimi 30 minuti circa di trasmissione. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 9:35 minuti, in compagnia di Zeno Saracino, dove ci siamo fermati alla
agli insediamenti industriali da parte della comunità inglese dell'epoca, che vedeva, avevamo detto prima, e nella Torre dei Pallini, situata nella zona di via San Francesco, e in Androna Campomarzio, zona Campomarzio, i primi punti che hanno visto l'interesse di una industrializzazione inglese, fondamentalmente, di stampo inglese. Esatto, sì. Naturalmente le competenze specialistiche erano inglesi, per cui anche la tecnologia, persino nella seconda metà dell'Ottocento, ad esempio con riferimento a quello che oggigiorno viene definito il Porto Vecchio, ma all'epoca era il Porto Nuovo, il porto commerciale di transito. La centrale idrodinamica che movimentava le gru idrauliche aveva brevetti inglesi. Le caldaie che sono tutt'oggi presenti sono caldaie su modello Lancashire, per cui sono caldaie che ritroviamo ad esempio in molte strutture industriali sia a Londra che nelle città con una tradizione precedente, per cui Manchester, Liverpool, eccetera. Naturalmente vi è anche il lascito dei commercianti inglesi e vi è anche la presenza di figure eccezionali. In quest'ambito, ad esempio, vi è George Moore, che inizialmente si era stabilito in alcune ville, e l'ultima villa di sua proprietà fu la villa Goslet e Conomo, che divenne poi l'ultima abitazione di Sir Richard Francis Barton, console della città. Oggigiorno molte delle ville della comunità britannica hanno perso la loro originaria denominazione, spesso sono state smembrate in complessi condominiali, in quanto San Vito e la stessa Chiarbole hanno conosciuto una crescita molto impetuosa, specie negli anni 60-70, è la fase in cui molte ville vengono perse. Abbiamo essenzialmente due grandi direttrici, se vogliamo, via Domenico Rossetti, parlando in generale delle ville, dove vi era ad esempio Villa Triste, utilizzata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, e abbiamo dall'altro la zona di San Vito, erano considerate le due zone con una maggiore presenza, perché erano zone ancora rurali, come in parte lo era anche Servola prima dell'industrializzazione. E nell'ambito dell'industria, anche per completare il discorso, se ne era parlato davvero molto, specie sul piccolo, abbiamo anche la presenza di John Holt, industriale inglese, che giunge a Trieste verso il 1840-1850 e inserisce dapprima un'officina meccanica nella zona di Servola, e poi in quella che oggigiorno, non a caso, è la via della Ferriera, insedia un piccolo stabilimento siderurgico, e le officine Holt producevano macchinari, materiale industriale anche di alto livello. Un piccolo aneddoto: quando giunse per la prima volta l'illuminazione elettrica nel Caffè degli Specchi, era alimentata da un generatore fabbricato dalla ditta Holt. Quindi erano all'avanguardia. Esatto, per cui fornivano anche tecnologia di alto livello. E le officine meccaniche Holt sono una piccola componente di quello che diventerà poi l'entroterra industriale triestino. Funzionarono da apripista, e naturalmente abbiamo la presenza dei ferrovieri anche tra i ranghi della comunità britannica. A questo proposito... Abbiamo una telefonata, Saracino, ne interrompo solo un secondo per dare spazio a chi è in linea. Buongiorno. Sì, buongiorno Bernardo, sono Dino. Volevo fare soltanto una domanda al tuo ospite, che talmente spiega molto bene le cose. Volevo chiedere, caro Seracino, nel 1826 a Trieste è arrivato un Mr. Edgar Greenham, che aveva portato appunto le varie assicurazioni dell'OI di Londra, e che poi appunto è partito di là, mi sembra, anche poi l'ingrandimento delle generali nelle polizze per tutelare appunto i trasporti internazionali che erano con le navi. Volevo sapere qualcosa di più, è tutto qua. Se mi puoi dare un'elucidazione io ti ringrazio. Grazie Dino, poi ci sentiremo noi. Grazie. Sì, okay. Grazie, ciao. Buona giornata. Ecco, in quest'ambito purtroppo non conosco la figura, ma per cui non saprei rispondere. So che vi è stato senza dubbio un elemento inglese nella nascita dell'elemento assicurativo a Trieste, per cui anche nelle stesse generali, però purtroppo dovrei rivedere il materiale. Di solito il primo a compiere questo genere di studi sulla comunità britannica a Trieste
fu Kenneth Baker nel 1985 con uno studio sulla comunità britannica. Però allo stadio attuale non saprei nel senso rispondere purtroppo. Ok, va bene. So che se ricordo bene sempre nella prima metà dell'Ottocento, comunque siamo a metà Ottocento circa, vi fu il tentativo da parte di Trieste di avere la cosiddetta il collegamento postale con le Indie, no? La cosiddetta valigia delle Indie. Cioè l'India, essendo colonia britannica, aveva un collegamento diretto con Londra che era dato dal collegamento postale, no? E chi gestiva questo collegamento postale aveva anche un certo introito, un certo profitto. E Trieste all'epoca si propose come città sullo snodo, no? Perché naturalmente vi era anche lo sviluppo di quello che sarebbe diventato il canale di Suez. E questo è un elemento che mi è venuto in mente sentendo la domanda nell'ambito anche dei commerci, delle spedizioni, delle assicurazioni. Torniamo alla... In questo caso, sì, naturalmente non vi erano più marinai inglesi reclutati tra le file dell'Austria a fine Ottocento, però, e questo di nuovo ci trasmette quanto l'Ottocento fosse un secolo britannico, un secolo inglese. A fine Ottocento il 50% dei bastimenti che attraccavano a Trieste nel 1890 avevano la bandiera della Union Jack, la bandiera inglese, per cui erano bastimenti inglesi, che è un numero piuttosto impressionante in realtà. E in quest'ambito vi era un problema essenzialmente di ordine pubblico, perché i marinai inglesi erano presenti pertanto in largo numero a Trieste, anche se naturalmente il termine inglese non è un termine corretto perché spesso erano irlandesi, scozzesi, gallesi, persone reclutate anche dai bassi fondi, e questi marinai inglesi essenzialmente erano conosciuti per fomentare risse, per generare trambusto nella città, eccetera. Per cui erano anche un elemento di imbarazzo per la comunità britannica storica locale, perché naturalmente danneggiava la reputazione di chi era inglese ma viveva a Trieste. E si scelse a partire dalla fine dell'Ottocento come soluzione di avere una British Sailors House, c'è una casa dei marinai inglesi che è tutt'oggi presente, anche se non è più attiva, in via Udine. È un elemento molto interessante, se vuoi possiamo provare a vedere, dovrebbe essere abbastanza rintracciabile. Più o meno a che altezza? Cioè allora, prima, dopo Piazza Belvedere, anche per darci nella prima metà sì, di via Udine. Prima metà intendiamo più verso, non verso Roiano, ma verso centro città? Sì, più verso centro città. Allora ci andiamo con le mappe. Se ricordo bene è prima della salita. Allora, questa è via Udine. Qua siamo vicino al centro diurno e qua c'è Piazza Belvedere. Sì, ok, allora dobbiamo salire ancora. Quindi vado avanti di qua, in direzione? Sì, avanti, ecco, quindi siamo abbastanza vicini. Eccola qui, se vai un attimo indietro, ecco, è la casa neogotica, esatto, vedete che è simile a un castello, sì. No? Ecco, che oggigiorno, se ricordo bene, offre degli appartamenti in affitto, non potrei sbagliarmi. Okay. È stata comunque ristrutturata di recente, vincolata dalla sovrintendenza e fu attiva dal 1890 al 1926. Vedete che è una semplice costruzione a 2 piani, classico gusto del periodo, infatti viene inserita in quello che è il gusto del gotico quadrato. Se avete presente ex Arsenale del Lloyd, oggigiorno sede dell'autorità portuale. Come no, il castelletto. La torre, esatto, il castelletto con l'orologio, è lo stesso identico stile. Sebbene vi siano profonde differenze, Castello di Miramare, identico stile, anche se naturalmente con una ricchezza di volute, di torricciuole, di elementi simili. Quello che rimane, che avevamo toccato in una precedente puntata della fabbrica Dreher, identico stile, gotico quadrato era lo stile delle costruzioni industriali, ma anche delle costruzioni delle infrastrutture pubbliche. E in questo caso la comunità britannica finanziò questo piccolo edificio, che era la sede dei marinai inglesi quando erano a Trieste. No? Era un modo, in realtà non troppo velato,
per cercare di confinare i britannici in un unico edificio, in modo che se vi erano risse, se vi erano casi di ubriachezza molesta, quantomeno rimanevano confinati tra le 4 mura dell'edificio. Okay. Ricordiamo ad esempio James Joyce, quando giunse per la prima volta a Trieste, venne coinvolto suo malgrado a notte fonda in una rissa, ed era una rissa di marinai inglesi, per cui abbiamo questo aneddoto a inizio Novecento. E all'epoca vi era ad esempio, il classico tavolo per giocare con le stecche da biliardo, vi erano giochi di carte, era un luogo essenzialmente di ritrovo, che rimase in funzione molto bene fino alla Prima Guerra Mondiale. Poi il conflitto mondiale segnò una cesura molto netta. Nel 1914 gran parte della comunità britannica ritornò a Trieste, ritornò in Inghilterra, e coloro che rimasero vennero internati nei campi di prigionia austriaci, perché naturalmente l'Inghilterra era tra i nemici dell'impero austro-ungarico. Successivamente, nel primo dopoguerra, parte di questi inglesi ritornarono a Trieste, ma fu un'esigua minoranza. Per cui la comunità britannica, come comunità di commercianti, di marittimi, di industriali, va lentamente scomparendo, però rimase comunque la chiesa, rimase una certa presenza diffusa. E la casa del marinaio inglese venne chiusa nel 1926, però è interessante, all'inizio anni 20 più volte il Comune di Trieste propose di rinominarla come casa dei marinai britannici e americani. E questo riflette anche il cambio degli equilibri di potere, no? L'Ottocento è il secolo vittoriano, della regina Vittoria, della Gran Bretagna, il Novecento, secondo molti storici, è il secolo degli Stati Uniti. Però essenzialmente la proposta non trovò attuazione, anche perché non vi era un grande flusso di marinai americani a Trieste negli anni 20 e negli anni 30, per cui venne chiusa nel 1926 e poi venne utilizzata per un periodo dall'istituto per la tubercolosi. In quest'ambito la Chiesa anglicana però conobbe invece una rinascita durante il periodo naturalmente del governo militare alleato. È naturale, abbiamo una forte presenza di soldati britannici, alcuni di questi di fede anglicana, e la chiesa divenne una garrison church, per cui era diretta verso i soldati militari. Poi successivamente, dal 1954, diventò una chiesa di quella che era la Legione d'Onore, quindi dei soldati inglesi che erano ormai in congedo, passò poi alla diocesi di Gibilterra e infine nel 1985 venne donata al Comune di Trieste, negli anni 80 venne anche largamente restaurata. E oggigiorno purtroppo è chiusa da diversi anni, per cui è un elemento di peccato, perché la chiesa di per sé ha uno stile neoclassico, è una struttura abbastanza ornata, non è una chiesa generica. E in quest'ambito per cui la comunità britannica, come si vede, raggiunge il suo culmine nella seconda metà dell'Ottocento ed è spesso presente nelle cronache cittadine. Ad esempio il commerciante britannico Davis, che giunse a Trieste nella prima metà dell'Ottocento, la Villa Davis, che lasciò poi ai suoi eredi, divenne quello che oggigiorno è il ricreatorio Brunner, per cui vi è questo sottobosco inglese che però, a differenza della comunità greca serbo-ortodossa, si è andato un po' smarrendo, forse anche per la scomparsa della comunità. E accanto a ciò un piccolo aneddoto, sempre nell'ambito delle ville e delle leggende, abbiamo una presenza scozzese, Brockford, che aveva sposato un altro membro della comunità inglese di Trieste, che aveva una villa sempre nella zona di San Vito, e alla sua morte, essendo particolarmente ricco e non avendo avuto eredi diretti, si coltivò la leggenda che aveva lasciato un tesoro nella zona. Caprin, che era uno scrittore di grande levatura ma di grande fantasia, specie a livello storico, parlava di questo castello piantato su uno scoglio nella zona del Carso,
e di tesori nascosti nelle sue profondità, no? Nelle sue viscere. Però negli ultimi studi della metà degli anni *80 in poi il tesoro di Bockford, di questo mercante scozzese, non è mai stato ritrovato. Non c'è. Esatto. Oppure c'è e non l'hanno trovato. Probabilmente Caprin ha ricamato un po' troppo sulle leggende, in questo caso la fonte è i nostri nonni, che ricostruisce nella seconda metà dell'Ottocento la storia precedente di Trieste. Chiaro, chiaro. Se dovessimo guardare più all'attuale, la comunità è ormai dissipata. Allora, è essenzialmente una comunità mista, perché sicuramente vi è una comunità americana a Trieste, per cui vi è una presenza, specie a livello associativo, è un elemento classico, vi è certo una certa presenza britannica a Trieste. Naturalmente l'elemento della Brexit ha funzionato come membrana, come separazione molto netta, per cui i cittadini inglesi che vivevano ad esempio anche nella stessa Trieste hanno avuto rilevanti difficoltà per mantenere la doppia cittadinanza o essenzialmente per mantenere questo stile di vita a Trieste a seguito anche dei problemi relativi alla Brexit. Però senza dubbio c'è una presenza di expat, come si definiscono, che sono in realtà immigrati sotto il profilo diretto, un termine più gentile che amano utilizzare specie gli americani, che lavorano a Trieste, per cui vi è rimasta questa componente, però non ha legami con la comunità precedente. Okay. No? Si crea negli anni 60 e 70 essenzialmente una frattura e naturalmente il ricordo della comunità britannica rimane associato principalmente a Barton. Anche se Barton di per sé è una figura anomala nel panorama inglese, perché Barton essenzialmente è una personalità cosmopolita, no? Specie per i suoi viaggi, per le sue esperienze, eccetera. E in un certo senso Barton ha lasciato la traccia più profonda nella storia della comunità britannica di Trieste, nonostante da John Allen a Moore a Brinner tanti commercianti britannici abbiano facilitato la crescita di Trieste come città-porto e anche come città industriale. Il collegamento rimane anche a livello di associazioni, di corsi di lingue, di una certa cultura british che dopo ha il suo fascino anche per i cittadini triestini. Quindi Barton è diciamo il personaggio che, se dovessimo sceglierne uno a testimonianza della presenza inglese a Trieste dell'epoca, è quello che più spicca. Certo, sì, anche se a livello di, come dire, conseguenze su quella che fu l'evoluzione di Trieste come città, ad esempio una figura come Borland, secondo me, ebbe in realtà un ruolo molto più rilevante. Però naturalmente Barton è rimasto, e non a caso è presente nel nuovo museo letterario, come figura di intellettuale, come personaggio, se vogliamo, anche se non è ancora valorizzato a livello turistico quanto dovrebbe, a mio parere personale. Ad esempio, consideriamo l'hotel all'Obelisco, che fu una delle prime sedi di Barton a Trieste. Presso l'hotel all'Obelisco Barton tradusse una componente importante delle Mille e una notte, che rappresenta la sua traduzione maggiormente importante, che la consegnò anche nel mondo letterario sia inglese che in generale mondiale. E in questo caso lui definiva la vista che vedeva dall'hotel all'Obelisco the finest view in the world, quindi la vista più bella che abbia mai visto. E consideriamo che Barton era un esploratore, per cui conosceva gran parte dell'entroterra africano, era andato alla ricerca delle sorgenti del Nilo, aveva viaggiato nel Medio Oriente, in India, era una persona essenzialmente molto poliglotta, molto cosmopolita. Però sviluppò sia questa affermazione, che non a caso era ricordata anche con una targa, molti di voi se lo ricorderanno, quando l'hotel all'Obelisco era un grande complesso negli anni 70-80, un grande complesso alberghiero, ristorativo all'apice della sua popolarità. Barton infatti era ricordato con una targa che poi è scomparsa, è stata sottratta.
Ma accanto a ciò anche Barton, ad esempio, aveva una grande passione per l'Istria, per il Carso, fu il primo a compiere gli studi sui castellieri e a riconoscerli come insediamenti preistorici e non come insediamenti romani. Ed è un elemento che per certi versi lascia perplessi, perché abbiamo la figura di un esploratore che aveva viaggiato in Africa, che aveva intravisto panorami, scenari che non erano mai stati toccati dall'uomo, non erano mai stati esplorati da un europeo, però giunto a Trieste in un ruolo che doveva essere di breve periodo, perché Barton avrebbe dovuto essere console solo per pochi anni, lui era convinto che sarebbe stato spostato in un ruolo più prestigioso, eppure sviluppa questa affezione sia per Trieste che per il Carso, quindi qualcosa nel panorama della Venezia Giulia lo colpì particolarmente. Diciamo anche una bella pubblicità fondamentalmente. Esatto, sì, per cui dovremmo anche avvantaggiarci di ciò, no? Certo. Perché vi sono anche come vi sono gli appassionati di Joyce, vi sono i bartoniani. Allora ci colleghiamo ora con Gianluca Paladin, perché abbiamo letto prima dalla testata online Trieste Prima di questa notizia di un'ennesima fuga di monossido di carbonio. È stata evacuata una palazzina, siamo in centro città, siamo in via Torre Bianca al Civico 13. Allora andiamo da Gianluca Paladin per avere maggiori informazioni su quanto accaduto e poi sugli sviluppi e l'aggiornamento di questa dinamica. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Gianluca. Sì, buongiorno Bernardo. Purtroppo un altro caso di fuga di monossido di carbonio. Siamo in via Torre Bianca al Civico 13, una palazzina di 4 piani, mi pare, è stata evacuata, quindi 8 condomini nella notte sono stati portati all'ospedale di Cattinara per accertamenti. Fortunatamente nessuno si è fatto male, nessuno è rimasto intossicato, però la paura c'è stata. Poco prima di collegarci abbiamo anche intervistato una delle due titolari appunto del locale qui di fianco, perché i pompieri hanno controllato anche questo negozio proprio perché la fuga di gas ha preso anche l'edificio a fianco. Ecco, l'ennesimo tema dopo quello purtroppo drammatico in via Crispi, dove un uomo addirittura non ce la fece e morì sotto i fumi del gas, il gas letale, che è il terzo caso a Trieste in poco tempo, e davvero insomma sono situazioni incredibilmente pericolose, tanta paura da parte di alcuni condomini. Prima un'altra signora, quella però non sono riuscito a intervistarla perché era ancora molto scossa, preferiva non parlare, è rientrata a casa dopo aver passato ore in ospedale e insomma la paura, la brutta nottata c'è stata effettivamente. Siamo in via della Torre Bianca, come vedete, quindi una zona abbastanza centrale della città. Pare che il rilevatore di monossido sia scattato in uno dei locali di un bed and breakfast, di una casa vacanze, quindi insomma un altro caso simile. Sul posto chiaramente i pompieri, i vigili del fuoco questa notte, che hanno dovuto controllare l'interno dei locali, di tutto l'edificio, per assicurarsi che non ci fossero vittime ovviamente prima di tutto, ma poi hanno dovuto far evacuare la palazzina dando spazio ovviamente a tutte quelle rilevazioni che poi i vigili del fuoco devono fare per assicurarsi che la zona sia tranquilla, che non ci siano più tracce del gas letale. Ancora una volta l'emergenza di notte mentre la gente dormiva, questo è il tema purtroppo in cui si possono verificare in queste condizioni anche drammi come quello visto in via Crispi. In questo momento i pompieri non ci sono più, la via è completamente sgombra, quell'ambulanza è qui per un soccorso, una persona di diversa natura, non c'entra con quello che è successo in questa palazzina, però ripetiamo, la paura è stata tanta. Adesso sentiamo anche i rumori degli operai di una ditta di serramenti che è qui a lavorare, perché hanno potuto riprendere il lavoro dopo che la zona era stata evacuata dai condomini e messa in sicurezza, condomini che quasi tutti ormai sono rientrati. Ripeto, abbiamo intervistato la signora del locale negozio qui di fianco, anche lei fatta evacuare dal negozio per accertamenti. Sentiremo la sua testimonianza naturalmente all'interno del telegiornale delle 13:20 di Tele4 di stasera alle 19:30. Altre persone sono rientrate, ma ripeto, hanno passato una gran brutta nottata, non se la sentivano proprio di dare la loro parola ai nostri microfoni. Comunque la situazione è abbastanza delineata, non c'è più pericolo, la zona è stata bonificata
verificata, quindi la situazione, Bernardo, è tranquilla. Questi sono gli aggiornamenti dopo la brutta nottata, questa notte passata dai condomini, che sono dovuti andare all'ospedale di Cattinara, per fortuna solamente per accertamenti. Vi rendo la linea. Grazie a Gianluca Paladin, e noi con il collegamento del collega fondamentalmente chiudiamo anche questa trasmissione di Sveglia Trieste. Saracino, avremo piacere di averla ospite prossimamente, magari torniamo anche su argomenti affini a quella che è stata non soltanto la presenza inglese a Trieste, ma anche del suo sviluppo industriale, commerciale, emporiale e portuale. Poi gli argomenti, insomma, per fortuna questo territorio ce ne offre numerosi. Grazie a voi, indagherò sulla risposta che mi era stata, la sola domanda che mi era stata posta, che ahimè non avevo la risposta, così uno spunto storico da approfondire. Bene, grazie a Zeno Saracino, grazie a tutti i telespettatori, arrivederci e buona giornata.